けのたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘な下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でこんなに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなのよ。あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。バカみたいほんとバカね。あんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる。一人になって3年が過ぎ街なりさえも変わりました。なのにどうして未練だけ置き去り。ほんまにろくな男やない。揃いの指輪外します。ざまみろせいするわ。いい加減待ったてもバカみたい。All together. ダメだねダメよダメなのよ。あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。ほんまにろくな男やない。揃いの指輪外します。ざまみろせいするわ。なんなのよこの涙バカみたい。No, sì. Sempre su questo pezzo cade. Buona e Scera è buona. Allora mettiamo il count up. Siamo pronti a proseguire il nostro viaggio nel mondo di Dragon Con le Ball. palle del drago. Dai, ma no. Dai, ma non c'è. Dai, ma Ok? Va bene. allora
Vediamo se anche stasera arriverà la domanda Allora, classica. io guardo, se vedo cose, è normale che uno possa avere un Vediamo problema. se Scusa. l'opening ti dà qualche spunto di Vabbè, conversazione. Dai, vabbè. magari l'opening ti dà Allora, delle idee. Puntata 13. sorpresa. Sorpresa. Dragon Ball Sorpresa. GT. Sì, sì, sorpresa. Sì, all'improvviso esce qualcosa di Dragon Ball GT, così. Sì. Allora, rimetto tutto correttamente. Ok, iniziamo a postare pure il link. Ah, ecco qua. Ecco qua, a posto. Chi si vuole unire, se entra qualcuno. Sia unisca. Questo è Goku, Questo è Goku. Questo è Goku. Super Saiyan no, che è Super base. Saiyan, no, vedi, Super Saiyan, allora, ecco. Super Saiyan 1, 2, 3, 4 e no. Super Saiyan no. No. Normale non 1, esiste. 2 e 3. No, Super Saiyan no. O non Super Saiyan. Salve, sono tornato dopo aver formattato il PC. Tornato Gab. Con tutti i virus che ti becchi, una bella disinfestazione ci sarebbe stata. Bene, bravo. Attenzione, opening, Attenzione. Gabri, se hai Netflix e ti vuoi unire, io glielo chiedo perché magari oggi se l'è fatto, chi lo sa. Ho visto il trailer della nuova parte dei nuovi episodi di One Piece che devono uscire. Oh, Gianmarco, sapendo quello che succede, non le paliate. Sì, ma io voglio vedere il remake. Voglio vedere The One Piece. Quello ce lo vediamo in live dalla prima puntata e ce lo vediamo. Io non capisco un cazzo, Danilo, quindi devo partire dalle basi. Io voglio capire quando esce, ma ti ho detto, ho trovato un progetto chiamato One Piece. Sti ragazzi hanno preso e stanno prendendo tutto One Piece, tolgono filler, parti inutili e cose varie. Tipo in una loro puntata ce ne entrano 4, 5 o 6 di una puntata normale. Ok. Quindi si risparmia un bel po' di tempo. Va bene. Quindi al limite, dopo finita questa, e se non dicono niente in tempi brevi, non ancora. Allora, tanto questo loro hanno un sito, io al limite non lo posso dire in live, però diciamo che Google è vostro amico in alcuni momenti, quindi se io vedo una puntata e la commento così e qualcuno trova la pagina, è che ci posso fare qualcosa. Aspetta, metto a tutto schermo. Ho dimenticato di fare una cosa. Ma non rompere il bastone che ti serve. Io l'unica speranza che ho è che finito One Piece facciano un gioco dall'inizio alla fine, RPG action in giro per le isole, sto a posto così. Mi sto reinstallando Borderlands 3, sempre perché l'ho formattato. Vabbè, però penso ce l'avevi su Steam, quindi salvataggi in cloud e tutto. Gabri, quando avevo la tua età e cazzo quando sono diventato vecchio, magari ci fosse stato il cloud. Ah. Quanti cazzo di salvataggi ho perso? Quanti giochi ho ricominciato dall'inizio? Io Breath of Fire 3. Breath of Fire 3 non sono mai riuscito a finire. Mai. 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 Sempre cancellato il salvataggio. Sempre allo stesso punto poi mi si cancella il salvataggio. Sempre. Ah, su Epic, vabbè, tanto comunque c'è il cloud e tutto. E perché lo stai facendo? Se sai che è una cosa che non ti piace, non la fai. No. Ma ti metti a giocare alle macchinette in un momento del genere? Oh no, il pescione. Ha spento il pescione. Sì. Quindi mo il portale non va più. Non possono viaggiare tra le realtà adesso. Quindi mo nel primo regno come cazzo ci arrivano? Ah, poi c'era il buco al centro là da passare. Devo vedere il buco al centro nel caso. No. Signor pesce. Ok.
No. No, non vomitare. Certo cade nella seccia costina, Sì, mamma mia, effettivamente sì. proprio la seccia. Effettivamente sì. No, no, il cibo per i Kraken, no. 13 puntate hanno cambiato 88 astronavi. Sì. Infatti forse un po' hanno rotto pure un po' il cazzo, però. Mm. Ovviamente stavano viaggiando tranquilli e Da sereni. Poi troppo sono tempo, partiti i lampi. Oh, bella foresta. Giustamente l'ambientazione foresta non c'era ancora stata. Sono usciti vari biomi, ma la foresta non c'era. Bello. Città. Mm. È un bel posto, effettivamente. Ecco, a posto. Grande. A posto. Ecco qua. Opla. Mamma mia, quanto è E roba. siamo diventati ultramiliardari. E beh, Mezzo mondo è nostro. ha due cervelli mo potentissimi in azione. Mm. Di certo mi aspetto il fightone grosso con tutti che combattono, che finora è sempre stato uno contro uno, se ci pensi. Che schifo. Mm. C'è qualcosa di molto brutto qua dentro. Questo mondo è pericoloso? Questo pianeta? Il pianeta dei mega. Ok. Cosa sono i mega? Mega evoluzioni? Pokémon? Ah, i giganti Megat. Sembra il nome di un mostro di Monster Hunter, il Mega. Eh sì. Ah, ok. Un posto molto pericoloso. Oh, tu giustamente non stai menando da un po', c'hai voglia, ti credo. Mi dà scaletta. Però, poverino, Io se trovo un peluche suo me lo devo sì, comprare, assolutamente. Oh, chi sta chiamando? Coda fratello Orso. Ah no, è Glorio. Ya che qualcuno ti sta ascoltando da dietro un albero, dai. Adesso ho tutte le sfere, adesso non vabbè. esageriamo. Infatti Glorio l'unico modo che ha è fottergliele nel sonno, perché non ce la può mai Ma fare a poi si batterli. ritrova Goku, Sì, Vegeta e Junior che sì, lo inseguono. che lo abbuffano di mazzate soprattutto. Anche il Kaioshin che comunque nel suo piccolo mina forte, eh? Assolutamente. Kaioshin è più forte di... vabbè, era più forte di Freezer, mo attualmente forse non più, però lo era. Mazza, Ok. Povero però lui, dai, qua secondo me è molto sotto. giusto così. Ok, Ok. bello.
Guarda come esce in maniera modesta Sì, dalla sì. scena, tranquillo e sereno. Goku magna come Ma un no, porco perché giustamente mi sembra giusto. Sì, ancora dai, ma non l'abbiamo finito. Siamo alla 13ª puntata, Francescone. Tutto bene? Fai vedere un gigante. Oh, Monster Hunter. No, Monster Hunter, sì. Sì. No, perché devi scappare e sta con noi? Franci, veditelo pure tu con noi, dai. Quante se ne è mangiati? Ah, uno soltanto. forse una. Uno soltanto. Oh, coniglione. Coniglione gigante, grande cena. Purtroppo mi cadono le palle. No, Franci, non farle cadere le palle. C'è coniglione criceto gigante. Che specie di bestia sei? No, è successo qualcosa, Franci? Noi stavamo parlando di te prima e dicevamo quanto ci tenevamo a te. Ma non ti abbiamo chiamato perché sei un puzzle. Capito? Avete due mazzate di Junior, per piacere. Cazzati neri. Sì, Questi sparano terra, colori. lui si è nascosto. Gigantone. Sì. Gigantone gigante. Super gigantone. Quanto sei gigantone? Anche perché gigantone si dovrebbe vedere. C'è manco bisogno che te lo dico. Se vuoi sai dove trovarmi. Ma sono seriamente stanco di determinati generi di persone. Franci, pure io dopo la giornata di oggi ho raccontato alcune cose a Gianmarco prima. Vabbè. Credimi, ti capisco, fratello caro. L'unico consiglio che ti posso dare è che ci piaccia oppure no, certe persone esisteranno sempre. Prima trovi il tuo modo per evitare di pensarci, meglio stai. Decisamente. Non ci può, è una cosa che non ci possiamo fare niente, Franci. Anche perché noi sappiamo che sai farti rispettare e sai appoggiare le palle in testa a chi se lo merita, quindi se non so persone con cui c'hai un contatto fisso e le puoi evitare, evita proprio di pensarci, Francesco, ti intossichi solamente. Col mutandone. Madonna. Uomo mutandone. Ok, è gigantone. Gigantone proprio. Capito? Ma 10 di questi in giro occupano tutto il pianeta, quindi oh, minuscoli proprio. Ha una borsa enorme. È un ragazzo che sta andando a scuola questo. Ma quanto sono grandi le città di sti tipi? Quello mi chiedo. Ha portato il cagnolino a fare Sì. una passeggiata. Oh, Ah, oh no, no. Uccisi dei libri di scuola su un pianeta in una realtà demoniaca, no. sì. Oggi questo sta in pausa pranzo. Sta facendo marenda, sta facendo. È un tentacolo di kraken fritto. Ah, buono. Ah, eccolo. Sono Eh, gusti. attento, Madonna di Dio, sto problema. cane è orribile. Però lui è un cane, quindi ti sente.
Cazzo di guaio. Come vada quello, scusi, mi dai un po' di kraken fritto Posso per avere piacere. un po'? Non fare starnuto è la fine, tutti morti. Madonna. No, problema. No, non si spara al cane, non gli fai niente perché poi gli mandi delle palline. Mung. Ma Gloria c'è una sega comunque. È arrivato Vegeta. Vegeta che faceva un montante a un cane non l'avrei mai previsto in nessun modo E possibile. invece sì. A una specie di cane. Canarino. A me non avevo poco potesse andare a tomba, però No. vabbè. Ecco. Tesoro, mi si sono ristretti i Super Saiyan. L'ha prese come coccole. Ah, sta giocando lui, Stava giustamente. grande, Sì, sì, oggi. sì, sì, sì. È entrato nel folto pelo. Eh sì. C'hai le Oh pulci. no. Solo che ogni pulce è così. No, brutti, brutti. Goku, tu comunque puoi sempre... Verso l'alto e esci fuori dal pelo. Ecco, appunto. appunto. A zecche proprio. Ok. No. Cazzo. Freezer, un cane è riuscito a fare quello che tu non sei riuscito a fare. Cioè, è un fight, ma non è un fight. Bastone. Ah. No, l'onda energetica al cane, no, però aspetta, aspetta un attimo. Beh. È un po' troppo, Goku. Goku. Hai distrutto pianeti con sta mossa. Fermati. Fermati. Ah. Bongale. Ma quello era un cane. Porco boh. Però mo adesso c'è lui, c'è il padrone, però aspetta. Se ne è accorto di quello che stava succedendo. Ecco. Allora, non si sputa per terra, punto primo. Poi vedi se ci sono persone sotto, perché è una cosa che fa male. Uno zomboid al volo adesso, noi aspettiamo che finisce qua, anche perché lo devo settare su OBS. Non so neanche se ce l'ho scaricato, ma vabbè, è piccolo. Anche perché così mi insegni un paio di cose che io di sicuro non conosco. Oh merda. E mo? Mo su... Non rompere l'astronave, per piacere. Ok. No! Questo fa No! male. Goku! Madonna mia. Vai con la trasformazione, vai. Ecco, mo devi fare il qua. No, no, non si può fare. Niente. Oh!
Però io voglio vedere la città dove sono tutti questi giganti Porco adesso. boia. Attenzione, Super Saiyan Vegeta. No, ha preso il potentissimo righello. Pensa se le zanzare nostre iniziassero a lanciare sfere di energia mentre ti volano intorno. No, no. Mamma mia, No. mamma mia. Dipende da come lo vuoi giocare. Se vuoi giocare in modo, se vuoi giocare in un altro modo. No, solo per divertirci così, pure per imparare qualcosina. No, no. Poi la run seria la facciamo e ce l'organizziamo con calma. Io l'ho detto, si prende mappa, si libera tutta la zona da tutti gli zombie e si sopravvive. Si crea una nuova civiltà. Infatti stavo pensando di aprire un server più che altro. Meno così se a qualcuno piace, buttiamo dentro, più ne siamo, meglio è. Vai, vai. Bastone righello, grande fight questo qua. E calcola che il gigante non sta facendo niente. No. E Goku si è dovuto È un bambino, trasformare. È un no. bambino. E si riesce comunque a capire il livello di forza con i dati che già abbiamo dalle serie precedenti. Ciao. Sì, però io mo voglio la città di questi. Devo vedere dove vivono. Eh. Dove sono? Il primo è vero, effettivamente. Ecco qua. Quanto sono grandi? Ecco qua. Che cazzo? Sono grandi quanto Ma io adesso lo voglio vedere, però. Ciao. Tutti a scuola. Fai vedere un po' di città dei giganti. Bello. Questa è la puntata dei paesaggi e delle Va. scene. Finora non c'erano stati degli approfondimenti così sulle zone. Stanno le lucciole del loro pianeta. Ormai ne Ah sono no, grandi. lontano erano due Ah. pianeti, ma pensavo fosse qualche struttura, qualche cosa del. Qualche gigante, ecco. Allora, schippiamo. Un attimo che cambio. E nel frattempo controllo pure il fatto di Zomboid, così Un attimo. vedo pure di scaricarlo. Allora, tabù. Allora, sembra che l'ho tenuto perché comunque non pesasse tantissimo. Sì, sì, già ce l'ho scaricato, lo devo solo configurare con OBS. Ok. Uscito questo aggiornamento qua di Amanda, ho detto che cosa è successo con Amanda. Niente, è uscita la soundtrack. Tutto a posto. Tutto a posto. Allora, mettiamo il link. Casomai Francesco nell'attesa vuole farci compagnia. Che non è quello, ma è questo il link corretto. Giustamente la puntata è cambiata. Allora. Quanti? No, ok. Ok. Ricorda di mettere la versione unstable.
Ok, aspetta, mentre fa la sigla, la 43, giusto? Mouse. Ok. Steam me lo devo mettere. (42.5). Unstable. Ok. E la sta scaricando. Devo fare quest'altra cosa prima che mi dimentico, se no... Ma comunque andate tranquilli per stasera. No, ma tanto non è che avevamo un programma, Francesco. Noi basta che ci vediamo sta domanda. Avevamo messo keep driving perché è abitudine che lo facciamo, però possiamo fare benissimamente Zomboid. Poco e tutti i giorni che accompagni gente a destra e a sinistra. Oh, Francesco. Lo fa tu. Oh, aspetta, ho messo pausa, che cazzo ho fatto? A me sta scaricando, deve solo finire sta puntata così. Quello che dobbiamo fare di programmazione è che stiamo facendo sempre 2 puntate, farne solo una, che si stanno recuperando pure alcune, mi stanno aumentando le visualizzazioni, quindi manco per lasciare la cosa a metà stasera. Come finisce questo? Ci attiviamo su Discord e giochiamo. Servono giusto qualche minuto che lo setto su OBS. Che poi duri poco, non è quello che sappiamo noi. Poi Male, poi non ci noi non ci mettiamo nel mezzo, cose tue. Due Peral. Facciamo un'altra serie. Vabbè, Francesco, noi abbiamo deciso cosa fare stasera. Vogliamo fare quello che vuoi fare tu. Alla fine di questa puntata scopriremo l'esito. Crollo sulla scrivania, altrimenti. Oh, vai tranquillo, non ti preoccupare. Francesco, puoi anche venire tra 5 minuti e dici che hai cambiato idea, non ci sono problemi. Quindi, allora, fai una cosa, 10 minuti, fatti un riposino. Metti la testa sulla scrivania e dormi. Ti svegli, o ti svegliamo noi in qualche modo, e decidiamo. Vai tranquillo. Tanto adesso ce l'hai Project Zomboid, vecchio bastardo. Sì, sì. Riposino mi sveglio domani alle 6, Sì. appunto, cioè. Io devo imparare a costruire solo le cose in Project Zomboid. Eh sì, poi sì. Faccio entrare gli zombie in casa. Gli muro tutto fuori e lui deve restare là dentro. No, ma perché? Sì, ma perché così impara a combattere e si diverte. Io lo faccio per il suo bene. Un po' eccessivo, forse. Sempre con affetto. No, sì, sì, sì. Ce l'hai un amico, non lo lasci in un edificio chiuso con 20-30 zombie. Ma per divertirti, ci facciamo 2 risate. 2 minuti che gli zombie si avvicinano, lui gli dice qualcosa, loro scappano. Risolto. Risolto. Comunque, Francesco, non ti preoccupare, noi alla fine della puntata, se ci sei e ti va lo facciamo, se no ci siamo organizzati, ma avremo comunque molto piacere a farlo con te. Che ci pisceremo sotto dalle risate, io già lo so. Lighter, buonasera, bello, buonanotte. Oi Lighter, buonasera. Ah, ok, si fa la merenda. Si fa la merenda. Giustamente anche i soldati devono mangiare. Loro sono la squadra genio della situazione? I cugini, forse. Ragazzi, c'è il capo. Cazzato nero. La prima posa già c'è stata, tutti e 5. Questa è la seconda. Ok. Ecco qua. Questa è la terza. No, sono loro. È la squadra genio. La squadra Eugenio. Ah, poi sono loro. Sono loro. La squadra Eugenio questa. Sono loro. Vabbè. Un po' anonimo. Aspetta, però aspetta. Ecco qua. Ecco. Cade. Addirittura, madonna mia. Tutto bene. Tutto bene. Stiamo vedendo i cugini della squadra G. Lui è Dragon Ball d'anima. Lui è d'anima, va bene, 02. Illia. Numero 3. Perché questa posa così? Ah, così fai domande. Mashim. Sì. Gaimoi, numero 5.
Non dire qualcosa tipo Ginyu per piacere, che se no inizia a ridere, Eccoli non la qua. finisco più. Sì. Quella era la Ginyu Tofu Sentai, questa è la squadra speciale di polizia. Vabbè. Vabbè. Non è necessario, non è necessario. No, ma No, no, è il mi castello. sembra un po' troppo. Ma poi rifanno questo ogni volta che lui li va a chiamare. Dani mi ha fatto salire live. Ma non credevo all'inizio puntata. Vabbè, vediamo quanti schiaffi prendono questi. Qui c'è il plot twist, questi sono forti. Questi sono forti. Fanno il fight tutti insieme, come ho detto prima. Ah, ok. Ah no, c'è il pesciolone tra il cambio là, avevi ragione tu. Pesciolazzo. Quindi mo si trova la via Siamo speciale? episodio 14 live al momento. No, voi siete forti. Sono bambini per statura. Appunto. Che io ho trasformato, aggiungerei che poi, capito, hai fatto tu la cosa. Il signor 4 già lo sappiamo. Sappiamo già. Già alcune cose, sappiamo. dai, Noi per questo ci siamo decisi pure a vedercelo. abbiamo già avuto modo, però, purtroppo. Quindi è canonico? No. No. Ma fosse una volta faccio la domanda e No. tu mi dici sì. Fai la domanda giusta e ti dirò sì. Ah no, giustamente le cose sono canoniche quando le vedi. Io ancora lo devo vedere. No, ma non è anche questo, vuol dire nulla. Qui è canonico. Qui è A canonico. se stesso. Però è canonico. E anche il Super Saiyan 4 di GT è canonico a se stesso. Però è canonico. Ma non nella timeline principale. No, io parlo di... è canonico. Punto. Esiste. Beh, Infatti esiste. questo. Ok, va bene. Esiste. Canonica è un'altra cosa. Punto. Magari nel mondo esiste pure un portale con una versione buona di GT, ma noi non l'abbiamo mai vista. Però può esistere linee temporali diverse. Sì. Esiste. Non ne posso più. Sono Ah, già, stanco. ma io sono anni che trovo un collegamento con Dragon Ball GT Non e c'è, tutto il non resto. c'è, non c'è. No, già, ma lo devo c'è, trovare. Ma non c'è. Ci deve nessun essere per collegamento, non è collegato. Non puoi rovinare la mia infanzia in questo Non la modo. rovina nessuno, sta sempre là quella merda. E quindi è canonico. No. Non è canonico la timeline. Erano buonissime. Io penso che se mi comporto bene andrò in paradiso. La prima cosa che farò appena andrò lì sopra, vado direttamente alla Toriyama, cioè già devo andare a sta cosa, perché sennò io poi... No, ma non è manco il fatto che per Toriyama non esiste, è proprio perché i design e tutto li ha fatti lo stesso lui, bene o male. È proprio il fatto che a livello di continuity alla fine ha voluto fare Super e non c'è più, GT non ci sta più. Una Poi, linea per temporale completamente spezzata. Sta là, sta nel suo... Sì, è uno dei portali che si vedono nella sigla principale, però non lo fa vedere. Non so C'è, ma non c'è. Vabbè, sì. C'è, ma non c'è. Sta in Xenoverse, sì, sta là, Esatto. sta là, Ok. sta là. Meno Che male. non è canonico, Xenoverse. Ho capito, però ad ogni cosa me la metti e non è canonica. Allora come la metto a fare? Perdonami. Se avessi conosciuto Toriyama gliel'avrei chiesto. Purtroppo non c'è stato modo. Tu lo potevi fare, che cazzo vuoi? Andavi là fuori casa sua e lo salutavi. Capito? Non ci ho pensato perché non avevo Cazzi ancora tua. visto questo. Io non lo posso più fare. Posso farla con figlia, A me il niente. problema è che io mo sto vedendo questo, considerando quando è lungo Dragon Ball. Io ti ho detto, Super non l'ho mai vista, quindi istintivamente la mia mente sta dicendo, ok, mo altre puntate di questo dopo le 20, dove sono? Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Solo questo. Solo Devo questo. passare a Super allora. Che viene, che è canonico. Che di qualità è un pochino. Sì, decisamente. Fino all'ultima saga. Sì, Poi c'è anche il manga, però il manga è andato avanti Super, e le due cose sono tutte completamente le prime diverse. parti ti faccio, se lo vuoi vedere, ci vediamo i film e ci skippiamo una marea di puntate di merda. Vedo che è stato fatto tutto in maniera lineare e corretta proprio per unire tutti i punti. Certo. Sì.
Non Ecco, posso. Goku andato. Pure Goku, stesso Goku ha sentito settata bassa, è impossibile. A me è piaciuto, infatti, dai, io sono rimasto contento. Capisco che la qualità non sia la stessa, Io purtroppo. Super ho visto la prima puntata, ci ho provato 5-6 volte. Ma prima una fa cacare l'inizio di Super, zio, La seconda almeno un 3 volte, poi ho detto è una merda no. di todo, te Ho lo risolvo detto io il problema, non va. ce la faccio. Te lo risolvo No. io con 2 film e ci schippiamo tutta la parte brutta di Super. Però quello di Broly Però te l'ho fatto vedere io. Quello però è Vabbè. Perché poi prima c'era Broly, poi quel Broly che ho conosciuto io non c'è più perché mo adesso c'è questo Broly. Mettiamola quello in così. realtà non c'è mai stato perché era solo nei film Broly. Era sempre solo nei film. Quindi tu Quindi era teoricamente canonico, ma non era canonico. i film Toriyama l'ha sempre detto non sono mai stati No, no, boh, lo canonici, so, io mo lo sai, lo dico questo sì, no, scherzando no. perché Questo però l'ha detto stesso le lui, basi, proprio, quelle perché buone, me le ricordo ancora, per fortuna. Pupilito Paro era la cosa per evocare Polunga. Lo ricordo perfettamente. Che sta facendo? Che sta succedendo? Voi purtroppo non avete vissuto il periodo del senza internet e la foto del Super Saiyan 5 che girava Ma io ce sui l'avevo vari... sul telefono. Vabbè, però pure io l'ho vista sui telefoni. Ce l'avevo anche io. Dove sei infinito? Iniziarono a girare tra me e gli amici notizie impossibili, di tutto e di più. Vabbè. Qualcuno giurava di aver visto la cassetta. Certo, Sì. certo. Sì, sì, sì. Per forza! Sì, assolutamente. Però poi non nasceva mai fuori sta cassetta dopo che la cercavi e davi cose in cambio. Non succedeva mai sta cosa. Lui continua a nascondere qualcosa comunque. Sta continuando a cassare. Goku Jiren è stato un bel fight, dai, quello assolutamente. Però alla fine, cioè, proprio fine super. C'è una battaglia bella, all'ultimo è tutto... No, l'ultima saga è molto vabbè, carina, vabbè. secondo me. Pure quella di Trunks del futuro, che bene, poi Trunks torna. Cioè, Il DLC che stavamo facendo di Kakarot. no, quello è di Z. Ah, ok, Quello è ok. di Quindi è Z. un'altra cosa C'è proprio Trunks questa qua. Super del futuro. Vabbè, lascia stare. Poi vedremo. Lascia stare. Casino. Dragon Ball, cosa ti hanno fatto in tutti Oh, questi ha fatto anni? Toriyama, quindi ha dato pigliare, è inutile. No, boh, alcune scelte di fare, ecco, tipo GT, il discorso che facevamo prima, lei è stato fatto per soldi, punto. Ma anche Super. Super è tutto marketing. Tutto marketing. Però Super, sinceramente, d'esterno, che poi ti ho detto certe cose dopo GT, niente, per me non è esistito più niente. Vedendole d'esterno, in Super ci ho visto un pochettino d'amore in più. Difatti ho detto pochettino, pochettino, A me l'unica cosa che vale pochettino. di Super è l'Ultra Istinto. Basta. Poi tutto il re, God, Blue, tutti i cazzi nel culo. Gnà. Però l'Ultra Istinto per me Però, però vediamo come organizzarci e piano piano te la, vedere te la risolvo io. Tipo ti tolgo 50 puntate con 2 film. Via. Quindi la resurrezione di F. La battaglia degli dei e la resurrezione di F. La battaglia delle idee già l'ho visto. Il film l'hai Quello visto? l'ho visto. Ok. Quello l'ho visto. E allora possiamo andare già a quello di Freezer. Vabbè, però me lo rivedo perché a questo Dopo lo vedi e punto... poi lo vedi. Tanto è pure su Netflix, se penso non mi di sbaglio. E lui è un amecciano potentissimo. Bello. Si va. Unisciti a lui così diventate il... Non sarebbe male. Ma quindi no, tu quel film che mi facesti vedere, dove c'era un Junior non verde ma arancione, qui non c'è. Quella è l'ultima cosa di Super che esiste. Non c'è più dopo di A quello. livello temporale quello è il punto l'ultimo. massimo. Sì. Ok, ok, ok. Mo sto piano piano collegando tutti i pezzettini. Ti devo far vedere solo la parte centrale. Ok, ok. Sera signori, buonasera Reagan. Bonsoir Reagan. Ma Goku modalità angelo? No, Lider, non c'è nessun Goku angelo. Te lo posso già dire io, non esiste nessun Goku angelo. Non c'è. Magari in uno di quei portali. No, non c'è Goku angelo. Ma che cazzo ci stai in quei portali se ogni cosa che dico... No. Tu sei entrato in quei portali? Tu hai parlato con Toriyama? No. E allora? Ecco, a posto. Come stai Reagan? Tutto a posto? Adesso si scaccola, prende il tè, vabbè.
stanno arrivando? Ma i due fratelli dove sono andati a finire? Oh, usciranno. Tutto a posto e niente in ordine. Raga, deve essere un A classico. posto. Oh, Buonasera. Eccolo. ecco, Vabbè. appunto, un'altra volta loro. Le patatine vermi. Spazzatura salata anche. Mm. Maionese ammuffita, buona. Eccole qua. Ma questo è un momento bellissimo. Non è per... Scatta la rissa tra tutte e due. Penso ambuscano questi, lo zida No, loro. dai, fate rissa. Rissa divertente, dai. Squid Game. Ma gli fanno il regalo. Oh no. No, aspetta, non siate cattivi. Mi hanno fatto la cesta omaggio. Mettetele qui. Ok, sono buoni. Comunque sono buoni. Ma... Mammi Pompei. Capito? Però se pensi di fare il gesto, fatti un Vabbè, attimo il conto con i soldi paga il prima. re. C'è un problema. Capita, problema. Capitano, problema. Poi sono stati gentili. No, e hanno preso le barre. Ma come hai fatto tutto il gesto, riempiamo e poi... Vabbè, comunque è un regalo. Vabbè, Non devono mangiare troppe schifezze. Vabbè, però gliel'hanno regalato. vabbè, comunque è un regalo. Va bene. Poi, Comunque è un regalo. sono educati. Però Bravo. prima controlla portafoglio. Un Vabbè, attimo. voleva fare un bel gesto. Voleva fare Non un bel esistono gesto. le carte di credito Ma in poi questa ci realtà. ripaga il re. Così, Anche il questo è re. vero. Ci ripago, era cibo d'emergenza, per forza. E loro stanno là. Ma questi nuovi bu c'entrano qualcosa con Sì. i cyber? Ma assolutamente sì. Sì, Regen, sono letteralmente... Ah, Regen, c'ho il link della puntata. Aspetta un attimo, che anche se alla fine. Ormai è finita, oggi mancano 3 minuti. Vabbè, tanto io 2 secondi. Fatto. Sono letteralmente carne di Majin Buu mixata a semi di Saibaman. Inseriti a 20 centimetri. Non oltre. Perché a 10, 15, 10 puoi fare tentativi. 10 però... ci sono stati dei problemi. Vero del primo mondo, lo. Ok, questo mo è il problema che si presenta appena usciti da qui. I disegni ti piacciono a tutti. E devi spingere pure con forza perché devi stare attento a come lo metti. È stata spiegata una bella cosa pure importante di trama e di lore in generale. Gigabit. Vabbè, tu ignora direttamente. Ora da tanto che non succede. No, Regen, è facilmente intuibile la situazione. Ecco qua, mia moglie me la porto io. Chi spero io? Sono quei finti utenti che si collegano e molto probabilmente poi o ti fanno pubblicità o ti mandano qualche link o dicono qualcosa che hanno uno zio che ti può aiutare con le live e tutto il resto appresso. Basta semplicemente ignorare e andare avanti. Ce n'è stata una volta che ci ha inseguito per 2 settimane buone, veniva tutte le sere, è stata verbalmente... Francesco è entrato su Discord urlandole delle parolacce in inglese per poi uscire. E fu lì che non la sentimmo più. Tutto questo in live.
Ma non ricordo quando è successo di preciso, ma è registrata sta cosa. Oh, Brad Pitt mi devo 40.000 euro, signore. Diciamo sono gli imprevisti del mestiere, mettiamola così. Infatti, Anche perché io ho il moderatore che sta dormendo con la testa sulla scrivania in questo momento. Succedono queste cose e non c'è. Poi entra, mi devi fare moderatore. Se gli togli il moderatore si incazza, che vita di merda. ma quello è un personaggio a modo suo. Stanno qua. Allora. No. Che stai facendo? Ecco, a posto. Ma perché? A posto. Era da tanto che non gli toglievo la moderazione. Ma perché? Anche perché poi voglio capire mo quando se ne rende conto. Ti ricordi l'ultima volta, 4 mesi, che era convinto di essere un moderatore? Ok, vabbè. Vabbè. È lui, è lui. No, ragazzi, mo ci siamo tranquillizzati un pochino, ma soprattutto all'inizio, perché col canale riuscivo a streamare di più e quindi c'eravamo più spesso tutti insieme. Le cose che sono successe qui sopra non avete neanche idea. Mamma mia. Momenti potentissimi. Ti trovi Claudio Amendola in chat all'improvviso, che litiga con Denzel Washington per altre motivazioni. Ragazzi, Che tra l'altro Ragazzi. questo sospetto Claudio Amendola ci ha minacciato di venirci a picchiare con un palo della luce. Io ricordo sempre questo dettaglio. Ha detto, ho preso un palo da luce e ve vengo a menà. Giochi demoniaci che ci hanno mandato messaggi in live e stava scoppiando il putiferio. Ragazzi, Pezzo di casino è stato. Abbiamo provato a calmare Claudio, ma non si è calmato. no, non è stato proprio cosa. Non è stato proprio cosa. Casino. Allora, adesso per il momento continue risate. E adesso passiamo a Keep Driving, ma vi annunciamo che in settimana, insieme al buon Francesco, inizieremo a fare delle seratine a tema Project Zomboid. Perché dopo numerosissime richieste a Francesco di prenderlo, però Francesco, l'avete capito, gli piace rompermi il cazzo e a me piace romperlo a lui, quindi ci stuzzichiamo amorevolmente, poi saldi di Steam lo mettono a 10 euro e mentre facevamo una videochiamata, ma è apparso Darbula. È apparso Darbula. Sì, Ok, vabbè, flashback di vabbè. Darbula. Giustamente ci sta che almeno lo fai vedere qui. Sì, almeno un flashbackino e me lo fa vedere. Quindi se qualcuno ha Project Zomboid e si vuole unire, io già ho dichiarato prima in live, il mio obiettivo sarà quello di fare entrare Francesco in una casa, murargli tutto completamente e farlo restare là dentro con una ventina di zombie. Il mio obiettivo è quello, quindi se vi volete fare 2 risate, è molto possibile che accada. Facemmo una sera tra di noi senza live, giocammo a sto gioco che ci ha regalato Francesco, di cui non ricordo neanche il nome. L'ha fatto anche Yotobi in live. Ragazzi, un'esperienza mistica che Francesco guidava, si guida in questo posto desolato completamente. The Long Drive. Mentre lui guidava io gli tiravo freno a mano, gli smontavo la macchina. Poi io non so per quale motivo avevo dei superpoteri, quindi con Tab potevo evocare dei veicoli. E già questo. Evocava automobili di colore diverso. Infatti quando ho scoperto di avere stabilità, ne ho evocate talmente tante che il computer stava morendo. Sì. C'è stato un picco di memoria, mi stavo uccidendo il computer. Sì, da solo. E poi potevi volare a velocità super. C'erano dei nemici che ti inseguivano, io all'improvviso ho scoperto il volo. Io volavo, non so perché, non so, e quindi dovremmo portare pure quello qualche volta in live. Sì. Per forza. No, siamo diventati troppo calmi e tranquilli. Eravamo più turbolenti all'inizio. No, quello si è addormentato veramente sulla scrivania, secondo me. Me lo raccontò che una volta il padre lo trovò che era collassato sulla scrivania.
ripeto il consiglio che do a tutti durante questa vita e anche la prossima, se andate, e fatelo perché è un'esperienza bellissima, andate a fare un viaggio, viaggiate, andate all'estero, esplorate il mondo, solo però una cosa, se prendete l'aereo e andate in aeroporto, portatevi una penna, che noi ci troviamo in queste situazioni perché io ho chiesto una cazzo di penna, non è possibile questa cosa. Non potevo bucarmi col sangue, scrivevo direttamente col dito. Dio coglie sempre i fiori più belli. Bella questa. Questa è bella. Mi dimentico sempre. No, si è letteralmente rotto da solo, non capisco perché non si avvia. È contento che siamo riusciti a fare la run del festival. Ora però mo abbiamo un problema. Mo tocca fare la gara. Allora, io non posso farvi vedere il mio schermo, cercherò di farvi delle proporzioni con le mani. Si è fatta la schermata così piccola, è un francobollo. Noi riusciremo a leggere qualcosa da qui? Non credo. Ok, a posto. Allora, iniziamo la run interrotta l'altra volta. Quindi, non ricordo dove si vede la nostra patente. In skill. Allora, non mi ricordo dove si vede la patente, ma di certo si può vedere da qualche parte. Noi stavolta siamo Alfonsina e Alfonsina. dobbiamo andare ancora il alla tempo di gara. Dragon Ball, dice Reagan. È vero, ragazzi, sorry. Grazie Reagan. Io faccio la pipì Ok, mentre starti. allora. Noi stavolta ci siamo messi in testa di finire finalmente la quest che riguarda la corsa d'automobili. Ora, noi siamo Alfonsina e abbiamo già una bella macchina già pronta per fare il rally, quindi non dovremmo avere nessun tipo di problema. Quindi il piano che abbiamo deciso l'altra volta è di viaggiare di nuovo verso sud per le autostrade in modo tale da avere bonus e quant'altro e attivare la quest per la gara d'automobili, vedere dove si tiene, ma dovrebbe essere comunque magari nella zona qui, continuare a vagare un pochino in giro perché dovrebbe darci comunque un pochettino di tempo per organizzarci e cercare di trovare il meccanico come autostoppista. Riusciremo a completare questa run? Anzi, facciamo così, che a questo punto, visto che Twitch ci dà queste possibilità, usiamo i punti canale e facciamo due scommessine. Che ne pensate? Ci mettiamo un bell'obiettivo per la fine di sta serata e vediamo un pochettino se va bene oppure no. Ok, allora facciamo così. Lo facciamo semplice. Ok, facciamo così. Allora, Gianmarco, abbiamo deciso di mettere un po' di pepe alla situazione. Vero? Allora, iniziamo a mettere le scommesse con i punti canale. Ora Ok. noi sappiamo l'obiettivo qual è, che Sì. dobbiamo andare a fare il rally. Sì. L'obiettivo con il pronostico e potete già iniziare a votare, anche se aspettate, fermi tutti, sempre là a scommettere, a buttare, fermi tutti, un momento. Calmi. Buoni. Fermi, Al galoppo Silver. facciamo così. Allora, noi comunque dobbiamo giocare un'oretta, andiamo a step di mezz'ora. Vai. Noi abbiamo l'obiettivo, sappiamo dove dobbiamo andare,
tra mezz'ora staremo ancora giocando o ci avranno arrestato e o ci sarà successo qualche altra cosa? Non lo so. Vabbè, Non lo so. allora. Ecco qua. Tutto il resto è noia. Tanto il sistema vi ha ridato i punti tranquillamente, quindi non avete perso niente. Ok. Allora, a posto, prego, puntate. Puntate tutto. Naturalmente noi giocheremo come abbiamo fatto finora, tranquillamente, quindi io continuerò ad osare per quanto possibile perché sono un avido di merda, detto da Gianmarco. Un avido deficiente. Quindi, tra l'altro. però cerchiamo di divertirci e di mettere un pochino di pepe dove è possibile. Sempre. Allora, a questo punto si fa uno shuffle. E si parte. L'unica cosa che non è partita è la canzone. Era il momento adatto prima, si è perso. Come funziona il time out? Aspetta, non me lo ricordo neanche io. Ragazzi, aspettate un attimo. Dai, per un momento solo che non ci ricordiamo che cos'è. Che non ce li richiedono mai, giustamente. Solo quello Banna Francesco è andato benissimo, chissà per quale motivo. Ah, dovrei sospendere qualcuno. Allora, guarda, visto che su questo canale siamo 4 gatti belli con calma e tranquillità, se tu mi autorizzi, io questo me lo tengo attivo come carta jolly, perché noi qui ogni tanto banniamo persone, togliamo i titoli, cacciamo amici, succedono cose, quindi io posso tenermi questa carta jolly e banno qualcuno a scelta mia, gli do un time out all'improvviso. Scelta tua, vero? Quando O a scelta anche tua. sì. Se tu all'improvviso mi dici bannami Regen, io lo faccio con tutto il rispetto per Regen, Vero, non è un ban. Cioè, time out, scusatemi. Nessuno verrà cacciato permanentemente dal canale, ragazzi. Perfetto. Ok, a posto. Sì, Tra gentiluomini si trova subito un accordo senza problemi. Allora, che è Solid Snake. noi adesso giustamente... A cosa sei pronto, mo Regen, a essere time outato? Ma per... no. Ma no, Regen. No, ragazzi, siamo in macchina. Adesso, allora, ma è possibile che quando si fa un viaggio e si parte c'è sempre qualcuno in rompe? Oh, calmi, ragazzi, c'è pure la polizia, calmi. Abbiamo trovato un po' di benzina. Questa è buona. Quindi già state perdendo punti. Bene. Com'è la votazione? Che voglio vedere se gli amorevoli stronzi mettono no. Invece avete messo sì. Ok, per ora siamo sul sì. Bravi, bravi. Allora, e questa che cos'è? Questo è un libro che sembra spaventoso, quindi dovrebbe metterci tensione. Però ce lo vendiamo e chi si è visto si è visto. Dobbiamo trovare il meccanico. Se ci esce all'inizio tanto di guadagnato. Allora. No, vero. Non sai che ti prende i soldi. Il problema è che non abbiamo skill. E ricordiamoci che una run l'abbiamo persa in 4 minuti l'altra volta, Ok, tanto benzina ce l'abbiamo. Sì, la mettiamo. Ok. Ah, tenti di metterti in posa per la telecamera, giusto. Facciamo così. E così, ok, Andate fatto. senza di me, saluto i miei figli. Ma perché, Regen? No! Quali figli, Regen? Ma no, cioè io non sapevo che tu avessi dei figli adesso. Vabbè, fatti dei figli in Spagna, Già sono nati. quello che succede in Spagna resta in Spagna. Quindi lascia stare. Ecco. E infatti, Regen. Tante regole, Regen, tante pecore. Regen. Bravo, bravo Regen, bravo. Proprio dritto. Facciamo così, aspetta. 1 2, danno alla macchina ma è poco. Incubatrice veloce. Regen non esiste. Capito? Ma troppo veloce. troppo veloce. Non è mai esistita l'incubatrice veloce, Regen, non vuol dire nulla.
Dobbiamo prendere qualcosa in città perché già sta finendo tutta l'energia. Ho il BB di Death Stranding. Vabbè, sta pure il BB. Stai dicendo sul serio o stai scherzando? Che c'è la C'è la replica? Collectors là con Ce l'ho puntata un pochino da qualche parte come c'ho la disponibilità. Subito. Perché se è vero e su Instagram mi mandi una foto e me lo fai vedere, sono molto felice. Il BB, non il cazzo, mi raccomando. Perché sì, me ne stavo rendendo conto pure io. Mentre l'ho detto poteva sembrare così, No effettivamente. fotopene se non richieste. Se richieste, allora se volete mandate. Cazzo, voi. Allora. Mo' ci serve qualcosina. Cochina per l'energia. Caffè. Hamburger. Gratta e vinci. Così ci mettiamo al sicuro i soldi Ah, per il torcia, sì, la futuro. torcia. Torcia per la notte. Noccioline per la fame. Padinozzo da mangiare adesso. Ah, no, era per dire un bambino strappato dall'utero. Va bene, non so se era meglio saperlo o non saperlo. Ora, ora, ora. Ah, Regenune. Sei veramente un Fallen. Ora. Si beve una birra Ecco qua. e si va. Ma perché? Alfonsina si deve preparare per la gara. Capito? Ma là... Quindi giustamente, dovendo fare un tratto stretto, ho detto mi alleno a guidare sotto pressione. E noi adesso abbiamo il timer per dare le risposte, quindi così si allena in vista della gara. Sei veramente. È una tattica di allenamento. No, per carità, fai le tue tattiche, lo zio. Goku si allenava con i braccialoni di 380.000 tonnellate Bravo, sui bravo. polsi e sulle caviglie, lei si allena così. Ubriaca la guida. Oddio santissimo immacolato, che cazzo non è uscito qua dentro? Il karma. Si chiama karma. Madonna mia, oddio no, questa non me la dovevi fare. Però siamo happy. Aglia, 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 aglia e aglia. Ecco ragazzi come si perdono le run. Porca la miseria. Oh, ciao Laiterone, buona serata. Ciao Lighter, buona serata. No, perché c'è lo scudo, figlio di buona madre? Allora. Per l'energia. No, perché si sono aggiunti gli altri? Cos'è sta cosa, mo? Guarda, guarda Regen, guarda bene come si perde, guarda. Abbiamo anche più nero. Vabbè, non scommetto più. Ok. Oh, è buona per il futuro. Sì, questo è forte. Fermati su. Fermati prima che succeda qualche altra cosa. Fermati. Meccanico. Ma? Non si è caricato il personaggio. Non... No, è il punk a bestia. No, il...
Ah, quindi tu hai visto solo che facevo un gesto così. Ok, no, ripeto il messaggio. Sorry. Dicevo, pensavi di aver perso i crediti e dubitavi di me. E invece siamo arrivati in città. Siamo arrivati in città. Ma come ti sei mutato? Forse con la spalla muovendomi così e non me ne sono Microfono accorto. più avanti. Sì, ma aspetta. Ok. Sappi che se lo ripremessi io non vedo. E non ti posso avvertire. Sì, perché mo mi sto immaginando lui che all'improvviso non ci ha sentito e mi ha visto fare Visto solo il due nome. diti medi. Ok, È vabbè. stato poetico, vero? Eh sì. Ok. Quindi i tuoi punticini sono ancora a posto. 15.000 punti canale hai messo. Di cazzo di punti c'hai? Non glieli posso abbassare in qualche modo. No, oggi quelli se li guadagnano i punti canale. Non ho mai mosso i punti canale a nessuno, lo voglio fare con Rayget. Ma non si può fare. Li guadagnano. Ma tu vuoi imbrogliare Io c'ho il canale, no? Ci siamo fatti un cuore così per fare l'affiliazione, per sbloccare tante cose. Poi ogni cosa che io voglio fare non la posso fare. Andava Vabbè. clippato, cazzo. Lei che tanto c'è la live rimane. Ah, giustamente io volevo comprare il caffè, ma non c'è più il becco di un quattrino. Ci credo. Vabbè. Ti hai fatto prendere a cazzo in faccia. Allora, intanto si dorme. Che chi dorme non piglia pesci. Ora, abbiamo fame e abbiamo delle noccioline. E siamo a posto così. Però resta un piccolo problema. Non abbiamo sempre i soldi di qui sopra. Allora, almeno 4 dollari li abbiamo presi. Quindi. Cioccolata 2 d'energia. E ci conviene per forza fare così. Qui in negozio non possiamo vendere niente. Ci serve una città che abbia un centro per l'impiego. Sì, si fa subito piccola deviazione. A questa. Centro dell'impiego. Abbiamo anche il bonus per la strada? Assolutamente no. Va bene. Sì, tanto abbiamo comunque un po' di tempo perché la quest comunque della corsa ha un tempo limite, ma siamo comunque ancora all'inizio della run, quindi problemi non dovremmo averceli se riusciamo ad andare un attimo lì, ci completiamo tutti i lavori che ci sono, ci riprendiamo i soldi e via. Tutto questo è stato fatto per insegnarvi che non si guida quando bevete alcolici, che poi succedono i cazzi, lo avete visto anche voi. Quindi invece di farvelo vedere con video e scene truculente, ve lo mostriamo con un trattore. 1, 2, mi sarebbe convenuto restare un attimo più con l'altro, però a sto punto no. Allora devo vedere un attimo loro. Rimuovi 3 tweet randomici per un po' di gas. E tu non hai ancora abilità perché le sblocchi dopo, è vero. Facciamo così. Tanto la benzina riusciamo un attimo a tenercela. Ok, sta ancora andando. Un altro autostoppista. Ok. Dai, di che sei il meccanico? L'altra volta la bambina. No. Allora sta bambina adesso sale in macchina. La prima città e la prima bacheca la prendiamo e la portiamo lì. Basta. Non è possibile. Non è possibile proprio sta cosa. E ti dobbiamo fare pure 2 volte perché ti possiamo completare in 2 modi diversi, sembra. Però bambina, sei avvisata, nel momento in cui noi continuiamo a girare e a fare il meccanico, tu vai fuori. Subito. Allora, lei dove vuole essere portata? Esattamente da dove stavamo venendo prima. Ed è uno step che comunque va fatto. Ok, vabbè. Già sei arrivata, già stai rompendo i coglioni. Vabbè.
Potevi stare nella città dove stavamo andando adesso? Voglio. Assolutamente no. Quindi già una run dove sapevamo per certi di dover andare verso sud, noi stiamo andando completamente al nord, va bene? Io se un giorno avrò la fortuna di avere un montatore, qualcuno che mi fa un pochino di video così e prendesse live di Keep Driving, me le devo rimettere io sul telefono perché... Ah, dove sono altri giochi così a 20 euro e fatti bene? Infatti volevamo provare pure quello là che ci hai consigliato tu, Regen. Non so se lunedì o martedì, ma penso mercoledì al massimo lo proviamo pure in live. Già l'ho scaricato e già pronto sul computer. Ok, ok, ok. Caffè per andare avanti, sì, in modo tale che possiamo lavorare. Quindi, centro per l'impiego. Siamo pure ispirati, quindi non consumiamo neanche energia, ottimo. Allora, 75. Poi. No, ma t'ho detto quella cosa lì del cambio... bene, molto molto bene. Eppure come atmosfera mi sembra ci sia il giusto. Infatti è uno di quei titoli che ho visto i primi video quando fu annunciato e quando si è iniziato a vedere qualcosa. Io quando sento che un titolo mi dà una certa sensazione, poi non mi vado a cercare trailer, non mi vado a vedere assolutamente niente. Però già l'atmosfera c'era e c'era nel modo giusto per quello che avevo visto. Poi con sta cosa che mi hai fatto scoprire tu l'altra sera mi hai un attimo confermato quello che pensavo. Quindi è uno di quei titoli che al giorno dell'uscita io devo essere pronto e so che devo fare per potermi un attimino divertire. Poi sarebbe questo il motivo per cui i videogiochi all'inizio venivano fatti, ma poi sta cosa è un attimino andata scemando, purtroppo. Allora, a questo punto 159 soldini e va bene così. Aspirina. Gli occhiali per la corsa ci servono. Allora, ci conviene fa questo qua e gomme ci sono, nastro adesivo c'è, cerotti, patatine, questo più riposo. Peccato che dobbiamo passare la notte, però almeno allora prendiamo un altro caffè e passa il freddo, cibo e siamo sistemati qua. Ok, ma dobbiamo soltanto tornare indietro e fare il primo step per la bambina. Poi se è per strada andiamo a casa sua, se no il primo si prende. Buone vibes per la corsa. Sì. Mo' noi diciamo la bambina perché ogni volta che l'abbiamo presa, diciamo, ci ha sempre divertito in un certo modo, però noi avvisiamo i passeggeri che se appare il meccanico qualcuno dovrà uscire dalla macchina. Ok, qua ci è andata bene, che possiamo fare? Uno. Bambina, tu all'inizio avevi questo qua, va bene.
Allora, dobbiamo assolutamente riparare l'auto. Se no c'è un problema. No, aspetta, facciamo così. In modo tale che si sblocca l'abilità che rende gli oggetti questi qua potenziati. E ci abbiamo una buona possibilità in più. Ok. Abbiamo evitato From. A posto. Ok, ma ci ha fatto a noi la domanda del gioco, quindi comunque c'è tutto un set di domande Sì. casuali in base anche alle persone che ci sono in auto. Eccola qua, a posto. Allora, tanto comunque sono facili questi qua e ci fanno ottenere comunque dei bonus. Autostoppista. Oh no, già da qui. Celentano. Mm. Fanculo tu È iniziato il temporale. No, però li abbiamo lasciati sotto C'è l'auto. una merda, vedi? Ho capito, ma, ma non sapevo che c'era il temporale. Ah, ragazzi, quando so ste cose fate le clip, vi prego, perché se noi raccontiamo queste cose a qualcuno non ci crede. Ma com'è possibile? Mo c'era il sole 2 secondi fa. Oh. 2 secondi fa c'era il Ecco, sole. sei stato anche clippato. La miseria, vorrei- ma com'è possibile? Ah. Settle down. Ok, accetto un lavoro. Quindi funziona anche per i centri piccoli, non Sì. solo nelle città grandi. Già fatto. Avrei. Allora, lui quale abilità aveva? Problem solving e costa durabilità e quando dormi ad una destinazione prende dei soldi e va a scommettere. Visto che abbiamo tanti soldi, gli è andata molto bene. A posto. E lui, come questo, Deve andare vuole al Cobra. che lo portiamo da El Cobra, che si trova in Culonia. Quindi mi sa che Celentano neanche in questa run vedrà È il El Cobra. Lo vedremo prima e poi, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Ma allora, qua io direi facciamo così. Questa la vendiamo. Caffè. Qualcosina da sgranocchiare. Non c'è, minchia. Però c'era un altro store qua. Allora. Cioccolata. Comunque le clip di Keep Driving andrebbero forte su TikTok, secondo me. Io prima le postavo pure le clip e da tempo che non lo sto facendo. Porca la miseria. Però mo questa qua, se mi ricordo, domani la metto. Io c'ho ancora il mistero, ne postai una l'anno scorso su Palworld. Ho trovato all'improvviso tipo 24.000 visualizzazioni, che era una clip di merda, cioè una clip stupida. So manco io come cazzo ho fatto. Anche perché c'ha la comoda funzione Twitch che tutte le clip poi in automatico te le taglia. In automatico lui devi solo selezionare gli angoli della telecamera, ci mette pochissimo. Allora, un po' di carta igienica perché siamo sporchi come una merda. Da mangiare, cibo per cani. Per vedere l'effetto che fa, ti sporchi. Che ti sei tutto sbrodolato. Ok. Abbiamo mangiato, ci siamo ripresi, quindi Celentano oggi non si guida, non si dorme e non si rubano soldi. A questo punto noi... pure una dell'altro giorno era bella, mo qual era? Domani vedo di postarne qualcuna. Le posto su TikTok domani dopo pranzo. Sul drogare la... Ecco qua. Vedo che la percentuale del punteggio oggi è andato 60 e 40, stiamo,
Siamo 64. Attenzione, attenzione. Vabbè, qualcuno ha detto no. Vabbè. Hai Vabbè. visto gli speakers per il momento, lo zio? Eh sì, a questo Lo punto questo proviamo. qua ci serve alla fine. Allora, ce lo mettiamo qua su. Gli occhiali perché sì. Oh, Macchina ah no, dobbiamo scattare la foto di quando vinciamo. Che noi non è che andiamo là per provare. Noi puntiamo alla vittoria. Quindi ci siamo preparati per l'auto forza. di tutto punto. Oh, Questo, le aspirine ci Sempre. servono. No, ce la teniamo in caso di emergenza. Perché comunque con lo spazio stiamo bene. Questo poi lo sostituiamo qua. La carta uno ci può servire. La torcia. Qua non dobbiamo comprare niente, ma dobbiamo far riparare tutto l'auto 50 mortacci tua. E siamo a posto con l'auto. Benzina ce la facciamo. Le ruote non ci conviene giusto perché non abbiamo spazio. Altro ci conviene prendere. Patatine per la fame ce l'abbiamo. Coca-Cola per l'energia. Banane. Una fettina di cocomero così. Beh, non ti mangi un po' di cocomero mentre ricco guidi? o nulla tenente. Reagan, speriamo di diventare sempre tutti ricchi. Va bene. Alfonsina, confido in te. Allora, Speriamo, a questo Reagan. punto la destinazione è semplice. Eh, Il piano è semplice, semplice, semplice. Noi adesso torniamo indietro. Vediamo la bambina che si sbaglierà e dirà: no, non mi ricordo dove abito, forse era dall'altro lato. Allora, se si trova da questo lato dove dobbiamo andare noi, la bambina ci proviamo. Tanto noi dobbiamo andare comunque qua per attivare. vabbè, scusa, ma invece di fare questo qua, proviamo se troviamo il manifesto missing. Facciamo quella versione là. E dobbiamo trovare il pub. Noi a questo punto ci conviene prima qua per il primo step come l'altra volta, Comunque, vabbè. perché per la questione della bambina dobbiamo andare dove c'è un pub e qui pub non ci sono proprio, A discrezione. ma non c'è niente. Non c'è un pub in zona, però noi dovremmo vedere di passare qua e sperare che abbia il termos. No, non c'è un pub da nessuna parte qua. No, no. Gotol. Sta qui giù. No, è troppo lontano. No. Quindi andiamo qua se per caso esce qualcosa, se no la bambina continuerà con noi il viaggio in macchina. Sta bambina sta girando tutto il mondo insieme a noi. Vabbè, Importante. vabbè. Skill hai preso lo zio? Che cosa? Le abilità? Hai preso qualcosa? No, non lo possiamo fare adesso. Ah no, aspetta, è vero, non durante il viaggio, vabbè. Tanto mo ci abbiamo loro. Cane. Allora, a questo punto facciamo uno shuffle con più canzoni a questo punto. Ok. Però devo alzare, che abbassammo il volume l'altra volta. Così. Ecco qua. Che mettemmo Discord l'altra volta. Tutti in attacco. Ok. Forse è caduto qualcosa. Sì, botta bella forte. Vabbè, un danno solo all'auto, vabbè, vabbè. Tanto mo troviamo il meccanico, quindi. 2. Facciamo 1, facciamo 2. Dovrebbe a breve potenziarsi pure l'abilità questa qua. Allora, tanica di benzina. Solo che non la possiamo gettare in strada perché sennò becchiamo il malus. No, che giustamente non si inquina l'ambiente gettando una tanica per strada. Cioè ci siamo rotti il culo l'altra volta per comprarla. Allora, la carta igienica usala, non fa niente. Vai. E iniziate Via. a prendere lo scrap. E chi sei uno? Poi aspetta, ce l'ho. Gomma e il Ce l'ho. banane. Vai, poi A ci posto. riprendiamo e facciamo un altro po' di soldi. Ok. Ok, se gli diamo dei
Uno lo compro. Perché se funziona sta cosa dobbiamo stare più attenti ai dialoghi pure Magari mentre sì. parlano. Ok, al momento... Allora, scegliamo il risultato. Al momento siamo ancora vivi, quindi il pronostico è completato Tentando fare Murales, sembrerebbe di sì. e lo faccio ripartire. Ecco qua. Che ha messo no, ragazzi. Avete sucato, avete fatto la scelta sbagliata. Ci togliamo i soldi. 2 di gas. Mm, solo così. Ok. Almeno già è una Oh, cosa buona. buono. Ok, un altro autostoppista. Ok, buono. Buono così. The Slipper. L'abbiamo avuto una volta questo qua. Prendilo. All'inizio. Vai. Ok. E c'avevi quella degli scudi. Con lui abbiamo scoperto le armature. Ok, vieni. Ah, ok, vabbè. Ok, siamo arrivati in città. Allora, bambina. Bambina, vieni qua. Dove vuoi essere portata adesso? Ok. Ah, è perché ci regalava giustamente le caramelle. Aspetta, non... Bambina, però aspetti, io mo dove le appoggio ste cose? Allora. Però deve un po' rompere ogni cosa che fa la fa per il nostro bene, ma ogni volta rompe i coglioni. Cocomero si può mangiare una volta, quindi mangiamo il cocomerino e prendiamo le caramelle. Grazie, grazie bimba. Bimba, dove vuoi essere portata? Dove sta? Sta qua. E noi siamo? Noi siamo qua. Deviamo. Qua? No, no, dobbiamo andare semplicemente una volta a destra. È qua. È qua. Si fa. No, si fa. Si fa. Magari è la volta buona che risolviamo almeno la sua quest e da qui in futuro, quando la vediamo... Allora, qui possiamo... Ah, quindi lo Questo scrap. ce lo vendiamo. Lo scrap ce lo vendiamo. E possiamo prendere un caffè. E ci siamo fullati completamente. Penso che dovremmo riposare. Sono le 3 di pomeriggio. Sì, Andiamo a vedere anche le abilità nuove, eh. sì, allora facciamo così. Abilità mettiamo. Allora, che vogliamo iniziare a prendere? Allora, questa qui che toglieva 2 per un gas. Vai. Visto che qua ce ne abbiamo un bel po' di benzina. No. Questo è quello che metteva fame. Aspetta, dov'era? Che noi avevamo quello. Oddio, questo nei fight lunghi non l'avevamo mai visto questo qua. Per ogni Grazie. skill usata precedentemente. Nell'evento stesso, però. Sì, 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 questo è difatti pazienza. Tu ti metti lì, lo fai caricare, ne butti uno di Un po' questi. situazionale, però. Allora, anche per provare che magari ci sblocca Vai. qualcosa di nuovo, perché io sono convinto che qui ce ne sono altri che noi non abbiamo ancora Potrebbe essere, sbloccato. no? Non Li giocare. dobbiamo... Ah, è vero. Vabbè, mettiti quello. Ok. Allora. Qui non ci conviene comprare altro. La bambina sappiamo dove dobbiamo andare, quindi dobbiamo tornare semplicemente indietro. Mo' speriamo che non è come per l'altra run dove ha iniziato a piovere e non ha mai più smesso, perché sennò sarebbe un bel problema. Eccolo. Ciclista sotto la pioggia. Mi dispiace per te, so che stai correndo molto velocemente per tornare a casa, ma ti devi un attimo togliere da mezzo. Allora, facciamo così. Va bene. Sembra molto sudato.
Sotto l'acqua l'effetto viene pure raddoppiato. 1 e 2. Ok, la bambina ha raggiunto il livello 2. Ok, allora comprare qualcosa in città per il veicolo. Allora, no, facciamo così. No, che noi rischiamo molto con la durabilità, quindi serve a forza qualche oggetto qui rapido. Facciamo 1 e facciamo 2. Ok. Vabbè, furgone davanti. Ah, lei fa lente protezione ambientale. Sì, certo. Con la dei Simpson. Ok, almeno qua ci è andato un pochino di culo per la musica. E 2. Ok, a posto. Fatto. Continua a piovere. Allora, sono le 4 di pomeriggio. Abbiamo le abilità da recuperare. Facciamo così. Mangia banana, si prende uno di questi e si mette al posto delle banane. Questo deve stare qua. Sì. Poi cerotti e via. Questo lo prendiamo e lo utilizziamo. Siamo fullati. Oh, ma ce l'hai 3 punti, oggi la possiamo comprare. Ah, era qua. Che secondo me tutte le abilità, se le usi più volte, si Magari sblocca si qualche migliorano, status o sblocca qualche altra cosa. No. Noi usiamo quasi sempre le stesse che ci siamo fatti il nostro setup Ma poi ormai. sono buone alcune oggi perché ti aiutano. Allora, va bene, signorina, tutto a posto. Un po' di benzina si deve mettere a sto punto. Per il pieno quanto mi cerchi? 31. Ok, Dai. te ne metto. Allora, si dorme? Ok, fermati. Ottimo. Smesso di piovere. Ti ha gamblato così, Siamo scesi a 59. Magari forse se vince qualcosa ci dà pure qualche bonus. Ci ha dato 23, però abbiamo perso di più di quello che abbiamo guadagnato. Vabbè, vabbè, vabbè. Lo zio, sto stronzo va cacciato a calci. Va chiccato, lo zio. Magari c'ha qualche aggancio alla corsa, se c'è qualcuno che ci vuole disturbare ci protegge. Che Che merda, Celentano. Reagan, ammazza Celentano qua. di caldo non ci abbiamo niente, quindi ci dobbiamo tenere il freddo e ci dà un danno alla durabilità dell'auto. Dimmi che c'è qualcosa di caldo qua dentro. Aspetta, c'è il caffè, fermi tutti, fermi tutti. Non potevamo partire, dovevamo dormire di nuovo e sarebbe stato un problema. Va bene. Dormivamo fuori. Quindi amplificato pure. A posto. Va bene. Allora, a questo punto, carissima bambina, Ma è là. andiamo di qua. Sì, 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 è qua, è qua. Aspetta, faccio vedere. La puntina è qui sopra. Ok. E la strada è selezionata. Celentano ci lascia a piedi, mo ve lo dico. Speriamo di no. It's summertime. Proprio un bel vat cook, bello pulito pulito. Non fai tu cucchiaio. Sì, tranquillo, vai a dormire. Diciamo il modo amichevole con cui prendo in giro mia nipote. Mentre stiamo facendo qualunque cosa, sì, ma adesso vai a dormire. Così si calma, si tranquillizza e tutto a posto. È il momento, Celentano fuori. Ah, aspetta, Celentano segnale premonitore? No, Celentano fuori, Celentano out.
Aspetta, vediamo prima chi è... Faccio un predict. Sì. È la sposa. Tu dici? È la sposa. Io dico il ragazzo con i fiori. Vai. Questo è un altro Sì, segnale però questo l'ha detto premonitore, eh. l'altro. L'ha detto Questo è un altro l'altro. segnale premonitore. Attenzione, Non l'ha ragazzi. detto il meccanico. Qualcuno sente di uscire fuori dall'auto. Attenzione. No, ecco. Oh, questo non l'abbiamo mai preso alla fine. L'abbiamo Questo è preso quello con le pochissimo. abilità buone. L'abbiamo preso una volta e dopo 5 minuti siamo stati arrestati. Lo Z30 no. Non è che ci manda il Cobra dietro. No, eh. No. Ciao. Mi spiace. Allora. Aspetta, facciamo così. A posto. Allora, lui c'aveva guadagni uno di ogni risorsa e un'armatura. Se non siamo nell'area urbana, te ne dà 2 per ogni. Lo zio, questo va fatto sempre. E non l'abbiamo mai portato a livello 2 e a livello 3. Dopo. Allora. E lui dove vuole andare? Guarda, non so, ci potremmo pensare. Che anche la quest della nonna alla fine era in 2 step. No. Magari dopo la corsa. No, però la corsa è da francobollo. Rugby. Come rugby? Ah, un cinghialotto, un animale Ah, un investito in strada. Ok, almeno abbiamo la torcia, quindi... Ottimo. Facciamo uno così. Ok. Un danno all'energia, ma... Vabbè, ce l'abbiamo e ci abbiamo pure gli oggetti un attimino per riprenderci. Potevi uscire un attimino prima. Però va bene. Ok, allora, bambina, per il terzo step. Dove? Grazie delle caramelle. Bambina, dove dobbiamo andare noi? Vabbè, Va bene, bambina, va bene. Ok, secondo voi si potrebbe vendicare? No, Regan, dubito che Mister Celentano si vendichi. Dubito fortemente. poi noi abbiamo scoperto dopo 6-7 run che esiste il thermos per tenere le bevande calde e l'abbiamo scoperto esplorando a caso nella foresta, dopo che stiamo girando sto mondo da un bel po' ormai. Quindi onestamente mi aspetto di tutto da sto titolo. Allora, il gancio lo zi, Però, mi sta però a lui qua. non ci serve con sta cazzarola. Qua non ci serve, esatto. No, ma allora da vendere non ci abbiamo niente. Dietro c'è. È notte e dobbiamo continuare a viaggiare. Quindi questo è... Dobbiamo partire immediatamente. Cibo, ci abbiamo solo mezza banana. Poi a breve si attiverà la fame. Sacchetto di patatine. Ok, allora. A sto punto si torna indietro. Ci mettiamo sull'autostrada e facciamo tutta la strada fino a qua. Si va. Vai. Bimba, questa potrebbe essere la tua serata. Visto che ogni volta ci proponeva posti impossibili da raggiungere per dove eravamo, almeno qua può darsi che riusciamo a finire la quest in questo modo, perché ci sono 2 modi al momento per finirla, secondo noi. Uno è facendo la sua quest, facendoci dire da lei dove deve essere portata, e l'altra è trovare la quest nel pub. Ora, o alla fine tutte e 2 puntano alla stessa cosa e alla fine col pub fai prima perché c'è l'indirizzo dei genitori, di casa sua, eccetera, eccetera. Quindi mo vediamo seguendo lei dove ci porta e comunque un'altra volta facciamo la prova anche
facendo la quest nei pub. E quello di sicuro sarà il suo ultimo modo affettuoso per prenderci per il culo prima di salutarci per sempre, perché poi non la prenderemo mai più da qui all'eternità. Allora, non sono invertiti. Vabbè, stanno tutti dormendo. Facciamo 1 e 2. La chat. Ok, un altro furgoncino. Va bene. Gas ce ne abbiamo. Ok, allora un livello 2. Livello 2. Se usata su una country road guadagni 1 di armatura. Buono. Adesso siamo su una country road. Vabbè, è finita comunque. Si poteva sbloccare un attimino prima. Vabbè. Caso ne dobbiamo fare qualche deviazione e lui è ancora in auto, va bene anche così. Ok, dovremmo essere arrivati. Eccoci qua. Allora, stiamo iniziando comunque a finire di nuovo i soldi e abbiamo metà serbatoio e quasi metà auto. Ci serve comunque trovare dei lavoretti o qualcosa, ma i pub non ci sono e l'abbiamo visto prima, quindi non possiamo prendere questo. Come cazzo facciamo i soldi per andare avanti? Allora, fase 1, negozio d'auto. Mi dispiace per le due playlist, ma 7,50 possono un attimo salvarci. Allora, la bomboletta a sto punto è inutile che la prendiamo. L'unica cosa da fare è un caffè. Ok. E iniziare a metterci in autostrada. Abilità ce le abbiamo. Ok. Approfittiamo che sono le 4:30 ed è ancora mattina. Sì. Allora, è finita la playlist. Facciamo un altro giro. Allora, i fossi. Ah, aspetta, ecco che dovevamo fare. Dobbiamo usare lui. Appunto. Appunto. Allora, facciamo 1. Abbiamo sbloccato il crafty. E ce ne togliamo un altro così. Allora, penso che non è passata ancora mezz'ora, quindi è ancora attivo. Ok. Lo facciamo domani. Certo. Neanche lui ci ha creduto. Pausa pipì. Però tanto di notte so solo punti esperienza in omaggio alla fine. Quando non capita una doppietta così. Ok, ci dobbiamo riposare per forza. Ok, livello 2. L'escursionista sblocca. Ignora gli scudi. Ah, gli attacchi a 2. Buono. Buono.
Quando il cielo non è sereno, aggiungi un trit di energia per ogni tipo di Mannaggia. Questa ci ha inculato proprio, minchia, con la pioggia è entrata, no? Puoi scendere un attimo di livello? Ma poi mica è colpa nostra se c'è il maltempo, scusami. È la vita. Minchia. Allora, gratta e vinci, recuperiamo pure uno slot. No, e c'hai un attimino un paio di corna grosse quanto una casa però, eh. Ok, non ci sono danni, quindi io mi prenderei proprio questo e si recupera un pochino di risorse e ci siamo un attimino aggiustati l'auto completamente. Ok. A posto così. Kid al livello 3. Dovremmo essere quasi arrivati e dobbiamo per forza riposare perché abbiamo finito le abilità. Mm. Questa era quella centrale. Ok. Tempesta. Vabbè. Che già sarà un pochino difficilotta di sua. Ecco appunto. Top. Ok, abbiamo una gomma da masticare. E ne serve soltanto uno da qui. Ok. Piovi ininterrottamente da 3 run, tipo sì, ci siamo fatti quelle belle passeggiate anche andando abbastanza lontani, ma niente. Ma che dobbiamo comunque muoverci qua in giro, inizia a piovere e non la smette più. Allora, a sto punto noi dobbiamo dormire per recuperare le skill, quindi sinceramente caffè non ci interessa neanche. Parti dell'auto. Questo è ottimo. Nessun problema più col caldo e col freddo. Questo però è più una cosa da prendere eventualmente per l'altra auto, non per questa. Ma il pezzo l'hai rimesso, lo zio? Sì, 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 l'ho rimesso prima. Ok, no, non No, che avevo... pensavo me lo vendeva? No, 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 mo no, mi ha no, 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 ho fatto il cambio e l'ho venduto. No, 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 tranquillo. Qui c'ha tutte le cose che non ci interessano. Questo è altro inventario. Ecco, questo sarebbe un buon... Questo sarebbe un buon potenziamento fisso per sta macchina qua. non è male. Ah, vuoi tutto il passaggio, giustamente. Allora, Macchina fotografica, lo zio, tutta questa macchina in nero. facciamo così. Facciamo... E se mo ci serve un meccanico perché questo è solo il rivenditore. Allora, tanto le città successive comunque qualcosina c'era. Allora, a sto punto ce ne scendiamo per di qua. Le skill le abbiamo recuperate. Dobbiamo solo sperare che l'escursionista arrivi a livello 3 e ci abbia qualcosa che bilanci un attimino sto malus che ci ha dato adesso e che sta rompendo un po' i coglioni a sto punto. Mm, 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 mm. Oh, mamma, che mamma, tu hai... Sì, un po' di casino. Il culo. Allora, qualcosina di un attimino più...
Allora, questo era buono perché cambiava un attimino, si trasformava in altri due che pure erano abbastanza buoni. Soprattutto quello lì dopo di questo. No? Così è uno col gas dopo. A posto. Andiamo. Scialala. Allora. Furgone grosso. Furgone grosso bello rompicoglioni. Allora. Due di qua. Poi. Questo si uccide un po' male, diciamo. E Niente. Ignazio la russa. vabbè, questo è il male minore. Sì, sì, vabbè, già non è un problema. Non voglio sprecare il gas. Ok, allora. Siamo anche a parlare. Dovrebbe smettere di piovere per piacere. Grazie. C'è un espresso macchiato. Por favor. Eccolo qua. Non so se è macchiato questo qua. Allora. No, niente, che dobbiamo tenerci tutti i soldini possibili, visto che a breve finiranno. Mio amore, esattamente, Raven, mio amore. Mamma mia, lo zitto. Però se vabbè, zitto. Giustamente. Eh, Riempiti fino alla Non ho fine. capito perché non fa l'ultimo. Sto benzinaio fa il furbetto. Sì, vabbè. Alfonso Sblocca missione e chiama la guardia di finanza. Sì, possibile. Anche perché ridendo e scherzando, davvero 3 quest per completare la pagina principale. Non abbiamo la più pallida idea di cosa si debba fare. Non l'abbiamo capito ancora. Non lo so, sì, vabbè, Non vorrei sperare che una di quelle è completa le quest di tutti i personaggi secondari. Una run, impossibile. No, in una run no, ma in generale. Da quello se ci mettiamo ce la potremmo fare. Ne facciamo un paio per run. Noi la cosa che dobbiamo fare è andare nella parte desertica, iniziare una run, andare nel deserto e vedere se si sbloccano gli eventi secondari avanzati che ci ha detto l'ultima volta. Che noi di solito abbiamo giocato sempre nella parte sud Sì. della mappa, Sì. nord e la parte est. Non ci siamo mai stati tantissimo. Ok. I negozi li stiamo usando un pochino tutti e quella dei lavori l'abbiamo scoperta per puro caso. Potholes. Ok. Il pronostico è ancora aperto, quindi a breve finirà e al momento, a meno che non arriva la polizia e ci dice chissà che cosa, non dovremmo avere problemi. Togliamo 2 qua perché i malus sono un attimino un problema. Questo conviene per dopo. Suca. Ombre nella foresta.
Stavo cercando di vedere le ombre Pure dietro e Vabbè. perché avevamo per Cool Shades sono morti tutti. Vabbè, facciamo uno. Vabbè che erano ombre nella foresta, ma è stato un fight molto strano questo qua, eh. Sleeper al 3. Allora, sleep. Ho avuto un arrivati, attimo un ragazzi. problema il gioco, sì, sì. Vediamo un attimo. Allora, destroy one random tree. Ok. Mi ero cagato sotto per te. Ho detto che cazzo sta succedendo? Ah, Tu ti sei appena condannato per essere cacciato fuori dall'auto. Ecco, no, ragazzi, no, ma la nonna sta morendo. Di nuovo. non sto morendo da solo. Vabbè, nonna, siamo corsi la prima volta per te. Adesso proprio non è proprio possibile. Madonna. Tanto poi la casa ce lo dai lo stesso. Noi vorremmo venire, ma stai proprio a tutt'altro lato del mondo. Allora, macchina siamo messi un pochettino bene. Dobbiamo mettere quel cazzo di upgrade oggi, mannaggia Eva. Non c'è. C'è il banco dei pegni. E c'è il thermos, Gianmarco! C'è il thermos! Allora, su tutta una serie di problemi. Noi dovevamo trovare il thermos, l'abbiamo trovato. Adesso ragioniamo con quello che abbiamo. Allora, una caramella mettila nell'inventario. Allora. Tutto. Già uno spazio in più. Già facciamo così. Se te lo liberi ci entra. Gira il thermos. Aspetta. Poi adesso abbiamo 2,91 $ e non possiamo fare un cazzo di niente. Però abbiamo il thermos. Poi se riusciamo a mettere questo e recuperiamo 6 slot non sarebbe male come cosa. Allora, la tromba, niente. Benzina mai più fino alla fine della run se è possibile. No. No, e non possiamo fare niente qua, ce ne dobbiamo solo andare. No, qua c'è. Ah, aspetta, qua c'era la quest della bambina. Bimba. Bimba, solita cosa, dove vuoi andare? Altre caramelle. Non le possiamo neanche gettare per strada. Butta quelle là che c'è. No, puoi usare quelle là che c'hai, si possono mangiare. Facciamo così. Birra. No. Tanto mo adesso dobbiamo dormire e passa il tempo per recuperare energia, che non possiamo comprare il caffè, Quindi questo dovrebbe passare. Non gettiamo l'oggetto e questo lo mettiamo qua. Dove dobbiamo andare? Allora, adesso dove dobbiamo andare? Stai dicendo davvero? Non può essere vera sta cosa. Ma noi stiamo venendo da là, no? Benedetto il Signore, Non Santissimo. prima. Sembra che in questa run ci voglia veramente prendere per il culo più del normale. Perché non è possibile sta cosa. Vabbè. E torniamo indietro a portare la bambina. Allora, al momento siamo vivi? Sì. Quindi va bene così. Lo rilancio, anche perché così ci troviamo giusto con i tempi. Allora, a sto punto dormiamo e cerchiamo di far passare un attimino e si fa anche notte. Nice. Aglia, giustamente, freddo, mal di testa, ma abbiamo le aspirine. Fame, aspirine. Per la fame, patanelle. Per il freddo, un cazzo di niente. Caffè serale. Niente, niente. Allora. Bambina. Allora, se noi adesso andiamo là, io continuo a sperare che sia per strada perché questa è la volta buona che la possiamo completare. Se la bambina adesso si inventa all'altro lato della mappa, niente, non mi arrabbio, Gemma, farò una semplice cosa. Il prossimo autostoppista, chi è? Esce la bambina, entra lui. Voglio sapere, usci pure un'altra volta Celentano. Chi è? Entrerà in macchina. Ecco, fai pipì, fai. È vero, Si è terrorizzata. Non finisce nemmeno perché abbiamo un altro debba.
Quindi comunque dobbiamo... Aspetta un attimo. No, no, mo risolviamo subito sta situazione. Allora, Gianma, lo sai a me come mi piace comportarmi. Ti voglio bene, ti aiuto, però se rompi i coglioni... Un momento, un attimo che vediamo la situazione. Fermi tu. Allora. Che fa? Aggiunge più strade interne, È quindi meglio questo perché col non c'è il furgoncino, debuff. il furgoncino blindato in modalità montagna, Mm. vai ovunque. Che cosa l'altra? Niente spiace. Ah, capì, ma tu sei buono solo per la prima allora. Cioè, gabbato, ci metti dei malus addosso non indifferenti. La dobbiamo fare la tua sfida, così. Non dobbiamo mai. No, io ogni tanto sto riuscendo ad usarla, per questo stiamo riuscendo a recuperare qua. Ok, quindi comunque ci sblocca delle strade nuove. Ok, va bene. Vi prego, fate un DLC di sto gioco, fate un'aggiunta con altre cose, per piacere. Stai stressato. Ma quando finisce di piovere però? Ecco, allora, questo è il momento della verità. Allora, vediamo chi è. No, allora. Questo è un plottone esagerato. Perché io adesso, per quanto detto prima, io la bambina non la posso cacciare. No. Sarei scorretto. Dobbiamo cacciare il dormiente da zio. È l'unica cosa. Buona sedia quello. Poi quello, buona sedia, si è arrivato al momento giusto. Allora, uno degli obiettivi che dovevamo fare per sta run della corsa l'abbiamo completato. Ma poi Quindi già iniziato no il sondaggio. Reghe. Regen. Ma perché? Regen, hai auto perso i tuoi punti. C'è appena uscito il meccanico che ci tiene l'auto in vita. Punto primo. Ma che schifo c'ha? Lui mo adesso c'ha Ok. 2 e questo già è ottimo. Quando arriviamo noi ci aggiusta 1. Regen, hai perso. Oppure è stato quello. Attenzione. Quello perché se hai puntato sul no ti è andata malissimo. Quindi comunque grazie alla bambina per avercelo fatto trovare. Ma quindi il pronostico l'ho vinto? Quello di prima sì, che stiamo ancora giocando, è la stessa run. No, scusa, quello l'ha chiesto quello questo. Che pronostico hai vinto tu? Quello che avevi detto? Ok. Mi ha bloccato un messaggio là, così. Vedo sopra, guarda. Ah, non sono io stronzi, no, purtroppo stronzi non gli piaceva, aspetta. Per bullismo questo qua è scaduto. Oddio, se questo è bullismo, signor Twitch. Ricordiamo sempre che stiamo giocando, siamo consci di dove siamo e che questo è un videogioco e che nella realtà non faremo certe cose così come ti vogliono far sembrare se vedi un telegiornale al giorno d'oggi. Bullismo. Quello appena finito. E Regen, se avevi votato sì, Hai avuto vinto. culo. Diciamo che abbiamo iniziato a mettere questi pronostici per metterla un pochettino più in maniera pepata, mettiamola così. Allora, questa è brutta. Questa è brutta. Però Bimba sta dormendo. Sbagliato io a vedere. Allora, sì, no, con quello no, mi sono confuso io. È la pioggia, tutta quest'acqua più qua, è Regen, Enzo comunque che c'ha un'età. continua a mandare giù. No, io mi sto chiedendo perché a livello di gioco proprio di randomicità posso capire 1 o 2 giorni di pioggia, ma è una cazzo di settimana che piove di continuo. Il pezzo di merda ha votato no quello. Hai Va bene, perso i quello. punti, sei un caimano. E la cosa bella è che come è entrato ci è successa la cosa migliore per la run, quindi ha proprio gettato i punti così. Però vabbè, oh, niente vieta che cambino le cose. Bimba dorme, tu fai qua, devo usare un po' di gas e togliere 2 qui. Uno da qua e un po' di danno al gas. L'auto solo in un fight sta andando a pezzi. Sì. E non abbiamo i soldi per il meccanico. Avendo un meccanico in auto.
Magari ci può dare qualche bonus in caso di auto che si rompe a fine Potrebbe gioco essere. a livello 2 o a livello 3. Potrebbe essere. Non mi ricordo come c'aveva. Allora, prima di tutto, bambina. Bambina, non è qui, non avevamo dubbi. Dov'è? Ci dà di nuovo le caramelle, però stavolta a posto così. Prego Giuseppe. Avanti. Ciao Sabri. Può essere. Può essere. Allora, gente. Ciao. Un bacione. Come ritorno. Gianmarco, la bambina resta in auto. Sì. La bambina resta in auto. È qua vicino. Questa è la run della bambina. Va bene, va bene. Allora, non abbiamo un cazzo di soldo, non abbiamo un modo per farci dei soldi in nessun modo, ci dobbiamo solo vendere le cose che abbiamo. E dobbiamo montare questo per portarcelo per le run Se future. prepariamo il meccanico ci dovrebbe sbloccare altro. Allora, aspetta, dobbiamo fare così. Cioè il caffè e sta cosa è ottima, quindi patatine qui, caffè e non ci vendiamo le caramelle della bimba che sarebbe un bruttissimo gesto. Non dobbiamo comprare nient'altro. Benzina. Ok, lui si sta un attimo incazzando perché vuole andare in montagna. Ok, tu come questo. Errore mio. Dobbiamo trovare sto servo. Oh. Quando lo troviamo, se lo troviamo. Un car shop dovrebbe esserci, ma resta il problema principale. I soldi come cazzo li facciamo? Che 41 centesimi. Allora, ragioniamo con quello che abbiamo, ossia una ceppa di niente. Noi sappiamo intanto che dobbiamo andare qua. Già che questa è la prima certezza. Mo' ci arriveremo. Ci proviamo. Di avere soldi, perché non possiamo più niente. Allora, un po' di skill. Meccanico ce l'abbiamo. Skill alla guida. Durabilità assolutamente no. Ecco, questo qua al posto di questo. Dai. E recuperiamo anche un po' di benzina, quindi ci abbiamo un po' di energia in più. Questo no. E sinceramente loro che abilità avevo? Ok, aspetta, facciamo così. Ci togliamo questo che è uno, visto che lui ce ne ha due e ci possiamo vedere di giostrare un attimo le cose diversamente. Ci mettiamo questo qua che ci fa avere due d'armatura. In caso di emergenza ci proteggiamo un attimo. E quindi già stiamo meglio così. Altre azioni non possiamo fare una ceppola di niente e torniamo indietro. L'unica speranza è trovare un veicolo durante il viaggio, una cassa o qualcosa con i soldi. O la pipì. Aspetta che forse questa può essere una cosa buona. La pipì. Sì, aspetta un attimo. Uno si toglie. Volevo fargli anche la seconda così. Beppe Neymar? No. E ricordiamo sempre con i nostri potenti mezzi che il nostro moderatore sta dormendo letteralmente a culo aperto con la testa sulla scrivania. Mi sa di sì. E c'è il furgone dietro che bussa. Minchia. No, ma deve finire di piovere. È stressato, ci credo. Ci credo. Allora, facciamo in questo modo qua. Meccanico.
e ce li prendiamo tutti e due con tranquillità. Giaccherini. Sì, sì, Regen, Giaccherini va bene. Perché no? Acqua fresca era fortissima. Uno qua. E tu ti sei riaddormentato di nuovo. Porcaccia la miseria. Iniziamo a consumare un paio di caramelle della bambina. Sì, va bene. Anche perché ci ha riempiti di caramelle. Le apprezziamo, non le vogliamo buttare. Che ti vogliamo bene, anche se ci rompi continuamente i coglioni. Però non le possiamo gettare così, almeno ce le mangiamo. Ah, io una cosa che avevo visto prima. Tutti i tratti ce li abbiamo segnati qua. Quelli che abbiamo sbloccato. Ok. Anche perché siamo convinti che noi abbiamo sbloccato cose, ma appena... Perché noi non abbiamo cercato niente di sto gioco su internet, eh. Non ci stiamo andando a vedere una guida, non ci stiamo andando a leggere... niente, niente. Stiamo scoprendo tutto pian piano. Anche perché è bello vederti un trailer, cercarti informazioni, però... È vero, l'ignoranza è un bene alcune volte. Allora, un po' di gas ce l'abbiamo in più. A posto. Meccanico, tu sali perché ci puoi salvare. Ok, allora la macchina è di nuovo full a posto. L'unica cosa che possiamo fare qua è... Non abbiamo neanche i soldi per un cazzo di caffè. Vendi qualche caramella, Lozzi. No, l'oggi sono della bambina. Vendi sta merda di caramelle. No, non ve... Era vuota. Va bene. Era vuota. Cazzo. È che la usavo e poi la buttavo, no? Empty zero. Ma sapevo. No, ho visto, ho imparato che il costo di vendita è sempre qui in alto a sinistra, quindi era zero, sicuro. Potete fare pure la clip e andate a controllare, così mi smerdate in live se ho sbagliato. Prendi una caramella di merda. Allora, guarda. Anzi, vendi quella là che hai usato, guarda, butta quella che hai usato. No. No. E cioè, Quello poi fa clip, non te lo guarda pure lui. lascialo fare, lascialo fare. Gli occhiali da... Ci siamo portati gli occhiali da sole e gli occhiali belli fighi, ma non servono un cazzo che sta piovendo per tutto il tempo. Allora, sacchettone di nachos. No. Serve una cosa per la fame. Paninozzo. Gomme no. A questo punto possiamo fare così. E al limite iniziare ad usare le bende, visto che ci stanno capitando fight difficili. Ci dobbiamo per forza riposare, anche perché comunque la notte è quasi finita, non ci conviene più col tempo. Ok. I gran cazzi. Allora. Paninozzo, subito. E ci siamo fottuti col cibo. Grazie mille, molto gentili. Poi, caffè non ne possiamo comprare più. Ma non ci possiamo vendere niente. Nella prossima città cosa c'è dove c'è la bambina? Al shop di garage. Noi arriviamo qua e c'è quel sincro che ci serve ma non ci abbiamo i soldi. Quanto ci vuoi scommettere? Non possiamo fare niente. Vai. Io guarda me lo gioco vincente 10-1. Ed è tutta una zona dove non ci sono lavori. Non c'è modo di prendere soldi in nessun modo. Avete una mappa un po' di merda. Però ha finito di piovere. Attenzione. Signori della corte, attenzione. Non ti preoccupare, io c'è sto mare fuori. Ok, mo la run può iniziare ad andare un attimino meglio. Anche se l'auto si è fatta di merda. Io ho sentito un no. Io sono sicuro che è stato detto no. Bello Ma chi ci ha deciso. bettato 25k punti? Reagan? Sì, perché prima ha vinto il sì e Ha quindi vinto, quindi ne ha puntati 12.000, ne ha puntato. Non è che sta puntando tutti i punti che c'ha. Ma si fida. C'è anche chi ha puntato no. Reagan, tu sbagli a fidarti di Enzo qua, soprattutto su questo No. gioco. Hai commesso un errore, sono uno sceicco. Vabbè.
aspetta, però, aspetta. Già Giovanni, aspetta un attimo. Se io faccio così. Mi fai un attimo di questo. Tanto mi dai lo scudo. E almeno ci abbiamo i soldi per un caffè. Non ti addormentai in nessun modo, perché sennò mi incazzo. Grazie mille, molto gentile. Ok, 2 volte mi sembra che era l'utilizzo. Ok. Dai, È poco, ma è meglio di niente. più che altro magari come fare benzina. Allora, già, ma ce ne abbiamo di benzina. No. Quando vedremo che c'è poca benzina, ci iniziamo a Fa preoccupare. schifo essere spiantati praticamente. Dovremmo vendere qualcosa? No, No. 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 Vedi, se fai brutte scelte, poi Sono ti succedono i diventati cazzi. prospettivi. Vabbè, è impossibile giocare Come così. cazzo fai la run senza oggetti? Cioè, solamente coi 4. Cioè, permettertela è possibile, però non abbiamo ancora la conoscenza necessaria e le abilità. Tutti sti punti, sinceramente. Perché sei un assiduo followers, Reagan. Il prossimo step è una call con Elon Musk che finanzierà un tuo progetto. Palazzi coi razzi. Sì, Sono stati più portati. palazzi, no? Sì. Facciamo Con la così. Sam ne fai di più. Ah, vedi, io non la sapevo sta cosa. Allora. Bambina. Ripetiamo il gioco di prima. Che era simpatica, eh? Allora, se è qua vicino, ok. Se è lontano, prossimo autostoppista, te ne vai a fare in culo. Sempre con affetto e tranquillità. Tu ti stai divertendo, tu ci stai prendendo per il culo. Caravelle. Altre caravelle. Vabbè, grazie bambina. Bambina, dove vuoi andare? No, aspetta, sempre il calendario. Va bene. Lo accetto. Voglio sparare Katy Perry nello spazio come Elon. Vabbè, Allora, meccanicolo, zio. C'è? Fermo. allora aspetta, partiamo dall'inizio. Undershield. No, no. Sì. Ok, anche i car shop vendono il thermos. Ma- Questo è importante. No, perché i negozi quelli là particolari col diamante non si trovano spesso in giro. Questi sono un pochettino più comuni, quindi bisogna sempre dare un'occhiata pure qua dentro qua. Sincro. No, questo non ce l'ha. No. Ok. Ok. Almeno è un palo in meno Allora, nel di mettiamo dietro. sto cacchio di coso su te. Allora. Anche perché così possiamo finalmente prendere più oggetti e non abbiamo più problemi. Devo capire come funziona. Extra. Minchia. Extra. Un bel po' di spazio. Ok. Tanto non abbiamo il problema del peso, eccetera, eccetera. Quindi possiamo portare molte più cose. E sta cosa per il futuro è ottima. Io sparerei da Alessio. No, ehi! No, Toccare ehi. Gigi. Ehi. Don't touch my Gigi. Quello. Hai mai visto il film dei The Jackal? Dio fottuti i musi verdi? E domenica d'agosto quanta neve che cadrà. Bravo, Regan. Quello, se la tua risposta è no, possiamo dire vai a vedere quel film. Punto. Ok, torniamo indietro. Zio. Sta facendo sprecare un sacco di benzina. Sta Io, quando c'è stato quel momento nel film, io ero piegato a metà. Io tutta quella scena, io c'avevo le lacrime, stavo morendo già, ma... Cioè, ero morto. Io non mi ricordo se l'ho visto, dai. No, io come uscì, cioè, subito al cinema, cioè andammo a vedere. Sicuro non sono andato al cinema. Potrei averlo visto, ma non me lo ricordo. No, e allora non te lo ricordi perché con sta cosa che hai detto c'è quella scena nel film. Quindi te ne saresti subito ricordato. Quel fetuso si chiamava la Tatangelo. Sì.
sono percorsi di vita e Potentissimo. lui ha trovato la sua Tatangelo. Potentissimo. Noi non si cazzo la trova, ma questo è un altro discorso. No, io vorrei parlare ma devo stare zitto, tu subito mi hai capito a cosa stavo pensando, quindi è meglio che sto zitto proprio. Una... No, 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 ok. Andiamoci su. Ciao, no, Ecco. ok, Dai. prendiamo il telefono. Esatto. A buon Dai, intenditore, poche parole. Ok. Boom. Ecco. C'è chi è fortunato e chi si prende la pioggia. Chi si Però poi la pioggia finisce e Ma riusciamo a mettere il disse il montapacchi. corvo, non può piovere per sempre. Può piovere spesso, ma non per sempre. Tutti i giorni, Ma non per sempre. tutte le settimane. Ma non per sempre. Però quella giornata di sole esce sempre. Però Quindi poi non piove piove un'altra volta. Ma non ha piovuto sempre. Quindi prendiamoci un ombrello. Punto, si è risolto il problema. A posto. Ti trovi sempre davanti il ciclista che ti rompe i coglioni. Questo è lo stesso di prima. Che cazzo di giro stai facendo tu? Allora, con un 4 così facciamo così. Dobbiamo assolutamente fermarci un attimo pure per mangiare qualcosa, se no è un problema. Chiava sotto il ciclista. Regen, come ogni volta, non Niente. si può chiavare sotto il ciclista. Ma ti sei fissato che lo dobbiamo alzare a sto bastardo? Allora, l'aggiunta comica, sai cosa sarebbe potuta essere? La pistola nel cruscotto. Uso della pistola, spari in aria, però poi ti insegue la polizia. Che giustamente hai sparato per strada, non mi sembra il caso. 2 d'armatura con uno così. No. Sta senza sellino questo. Non lo so, Magari così si Regen. muove un pochino di più. Ok, la bambina. Fermi tutti, fermi tutti, fermi, fermi. Allora. Ci abbiamo sempre le cosiddette coppole di minchia. 2 di durabilità e consuma sigarette. Ok, ottimo. questo Quindi è- non ce l'abbiamo nell'inventario, non c'è problema. Quello Allora, dobbiamo usare la prossima sfida. Che ripristiniamo 2 di durabilità che ci sta scendendo. il problema è adesso far salire l'energia, così non ci sono problemi. Il problema è curare la fame e dobbiamo arrivare in città che non abbiamo oggetti per mangiare. Prima avevamo l'inventario pieno, mo che Non abbiamo lo spazio neanche... più, non Oddio, qualcosina riusciamo a prendercela. Allora, no, però la bambina la dobbiamo No, continuare a vabbè. portare. Ok, La zii aspetta. fuori il tipo dietro. Questo. Che la zia ha rotto il cazzo. Però con questo stavamo farmando dei soldini. Sì, Aspetta, la zia, ma Gianmarco. stiamo a 5. Gianmarco, aspetta. Con lui facevamo dei soldi. No, solo quando facevamo i lavori nel centro. Esatto. Ma comunque è meglio di questo tutti dei buff. Da solamente cazzo. Però questo ci sta facendo fare dei soldi. Oggi fai $2 massimo a botta. Bene, noi adesso hai capito quante cose dobbiamo Ho fare? capito, ma che vuoi fare con $5? Vabbè, ti ascolto, guarda. $5. Ti ascolto, ecco. Sbaglia tante quest. Fantastico. Fai Trovi meno tanto, quest. Cambia un cazzo. Vabbè, tanto noi la quest principale sappiamo cosa dobbiamo Una volta fare. facciamo le caramelle run con la bambina. Facciamo solo caramelle. Va bene. No, Ah, diabete. perché dopo sì, c'è il diabete ed è un problema. Veteran. Potrebbe fare. Allora, dobbiamo arrivare in città o al prossimo stop e riposarci. Stiamo morendo di fame. Paninozzo e se ne leva uno. No, si toglie completamente, ok. Siamo sporchi, ma non possiamo permetterci un po' di carta igienica. Abbiamo trovato neanche dei posti con Esplora che prendevamo tutte le È vero. barche e ce le vendevamo. È da un po' che Niente. non facciamo un È esplora. andata di sfiga proprio. Qua è meglio. Tu qua non c'hai qualcosa da mangiare? Niente. Avresti la tenda ma non abbiamo i soldi. Ragazzi, buonanotte. Facciamo compagnia alla nonna. Sì, Regen, potrebbe succedere. Alfonsina ha un problema economico di una certa importanza. Noi abbiamo di nuovo fame e siamo con lo stesso problema di prima. Allora. 2 chips. Allora ragazzi, ci sono 8 patatine qua dentro. 2 ciascuno. A posto. Finite le patatine. Beh, Mamma mia. Ma con queste dovevamo fare tutto il viaggio. Ora.
Cioè, non c'è una zona buona vicino. Allora, qui c'è un ostello. Sì. Qui si esplode. Allora, Ok. allora, dobbiamo finire la run così. Non Noi ce la run così. finiamo. No, solo sto tratto qua. Arriviamo a poi, se devo. Qua ce lo facciamo e vediamo la bambina. La prossima volta dobbiamo Guarda almeno qua. riuscire ad arrivare qua. Dobbiamo sparare. Riusciranno i nostri eroi a non morire. E ancora dobbiamo sbloccare il motivo principale per cui Alfonsina è partita. Sì. Vabbè. Non già esce il tipo. Va bene, bambina, è notte. Allora. Sono soltanto punti esperienza che prende Modo il alto nuovo c'abbiamo pure entrato. quell'attacco in meno, che il bastardo ci dava un attacco in più ogni volta. Quindi la pioggia in parte è meno un problema. Voi due salite. Meccanico che arriva a livello 3. L'unica cosa che ci può salvare durante i fight è fare l'abilità che ci allinea 3 di benzina. La benzina inizia a scarseggiare troppo. 2,66 $ sono un problema. Ok, però siamo ispirati, allora. No, ragazzi. Allora, questo che costa 0 d'energia. No. Ce ne basta solo uno qui. A posto, fatto. Ma minchia subito. Cioè non ci sta uscendo una cassa, non ci sta uscendo una borsetta con qualcosina di soldi e sono le zone che abbiamo sempre Però possiamo fatto. provare il 3 di gas, così qua. Allora, Niente, come non ma che detto, cazzo. prego fate la clip. Grazie, Allora, grazie schicchi dalla regia, gentilissimo. 1, 2, adesso appare. A questo Questo punto, dopo. questo dopo. Eccola, a posto, grazie. Cioè, magari l'hai detto e poi è successo. No, in tempo reale allora, se proprio. questo lo dobbiamo fare, dobbiamo togliere i 2 di benzina. Allora, con calma e tranquillità. Cioè, abbiamo anche la possibilità di metterci 2 d'armatura. Allora, un momento, stiamo ragionando. Un attimo. Non è che... Sì, sì, sì. Come faccio mentre guido? Mi sono preso le peggio parolacce, secondo me. Come tu. Allora. Fa? Non ci dà danno il prossimo turno. Qua ci conviene fare uno qui. Tanto recuperiamo qualcosa appena arriviamo in Sì. città. Stressati e giustamente, perché no? Abbiamo un'abilità del tipo. Perché no? Allora, 1 e 1. No, non possiamo perdere fare la fila benzina. dall'alto a destra, funziona mo? Aspetta. 3, sì. Dai. Ok. Devo iniziare a ricordarmene con i fight lunghi così. Una cochina. Poi ci serve un po' di energia. Niente, non si. Che cochina. Tagliamo in culo la cochina. Mamma mia. Quindi si baserà tutto su quello che hanno gli alleati, che non consuma energia. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. No, ma non ti stancare pure. No, 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 Gianmarco, no. No, sì, vabbè, però aspetta, 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 aspetta. Calmati. Aspetta, fermi, Calmati. fermi. Non poteva dare, che poteva portarsi. Allora, la cosa bella, guarda che momento si è creato. Noi dobbiamo dire se questa run finisce oppure no in questa situazione qua. Allora, si Va compra. bene? Allora, Quello là tutto a destra, ma quanto sta? Sta a 0, giusto? stanno tutti dormendo. Fammi vedere la skill tutto a destra. No, ma è zero, No, che quella si ok. basa per il singolo round. Allora, attaccano solo 2 volte sto turno, quindi questo turno campiamo.
Dobbiamo solamente capire la mossa migliore. Turno C'è la extra, rimessa quindi prima. ci siamo un attimino messi in sicurezza. E a sto punto, Gianma, l'unica cosa possibile è usare questo per liberarci. A volte non riesco a prendere bene l'oggetto. Ci togliamo almeno questo e ci siamo curati un attimino con lo scudo. Poi, Aspetta, allora. Boh. allora, quella era la fase di prima, ma questa è un'altra fase. Allora. Brutta, per Allora. l'amor di Dio, bruttissima. Siamo calmi. Però siamo calmi, siamo calmi. calmi. Ci sono solo dei biker che ci vogliono buttare fuori strada. Che sarà mai? Massimo paura. Allora, Niente, quello si è fatto 20k. Aspetta. Allora, con calma. Riflettiamo. cioè, mamma, quale calma, non si può fare niente. È presente niente, Calmati, non ci calmati. sono entrate. Calmati. Questo è un Allora, nemico molto dobbiamo difficile. fare più danni possibili, così. Più danni possibili. Così, nel momento in cui io premo, i molti danni possibili ce li farà lui a noi. Allora, noi... Ah, Ucen dobbiamo usare Aspetta. innanzitutto- Questo che fa? Ma aspetta. Questo fa perfetto. Ok. Vabbè. Allora, intanto, Abbiamo cambiato un turno. vedi, ok. vedi, cioè, un attimo. Ok. Siamo nella stessa situazione di prima, che comunque non abbiamo un cazzo. Però, perché se uso questo pure così dicendo, ok, perdo un po' di gas ma lo recupero, io il gas lo tolgo. E visto la struttura che si è creata, non glielo posso appoggiare da nessuna parte. Dovrei usare questo, ma tolgo il motivo per cui io lo sto utilizzando e non posso fare niente. Gli altri possono fare una beniamata mazza. Mazza. Quindi l'unica cosa posso fare No, così. così no, però così. Lozzi non posso fare niente. Posso vedere di fare. Aspetta. Danni al veicolo, però abbiamo la durabilità. No, a questo punto usa... Fatto cazzata, secondo No, me. posso recuperarne un altro da là, dipende dai danni che escono. Allora, Sta cercando di uccidere una balena con un cucchiaio. Questo ne toglie due. Dobbiamo usare una skill, fare un perfect. si osa un attimino. No, che non lo possiamo neanche entrare per un extra turno perché lui ha finito le abilità. Si usa questo turno extra e ci siamo un attimino curati là. Bambina, perché non ti svegli che tu hai le abilità, quelle che mo ci Skill salverebbero? toglie mo il coso a destra. Quale? Tutto a destra, abilità tutto a destra. Abilità tutto a destra. 3. 3, questa già potrebbe valere la pena. No, io ti devo fottere. E non ti posso fottere perché non ci abbiamo quello là. Con te neanche lo possiamo fare. No, e allora l'unico modo... Salve. Ah, brutta situazione, è qui. Gas e si tolgono questi qua. 2 ci pariamo. Non ci abbiamo modo di colpire. Niente. Questo qua, sì. Meno male che ci siamo messi quella là. Noi invece abbiamo un problema. Noi mo dobbiamo arrivare solo in città e per stasera abbiamo finito. E penso che Regen vuole sapere pure se ha vinto la posta. Madonna mia, Regen, sei rischiato di perdere. Così, ma la benzina come la mettiamo? Allora, noi dovevamo arrivare in città e Sì. capire se dopo l'8º passaggio questo è il punto della bambina. Vediamo. Io continuo a dire che la bambina ci sta un attimino perculando. Così secondo me va in combo col manifesto, così sta questo. Allora, Secondo me va in combo col bambina, manifesto. prima che stacchiamo e ti mandiamo a fanculo per questa sera, dove vuoi andare? Bambina, già ti stai prendendo un pochino di confidenza in No, più. no, Aspetta, non ci aspetta, bambina. Bambina. Non ci arriviamo. Allora, Giuseppe ci ha fatto fa tutto sto giro. Vedi tutto sto giro che abbiamo fatto? Vedi tutto questo? È stato solo per la bambina.
perché ci siamo detti ogni volta se è vicino ci andiamo, se no no. Mo se ne chiudo. La bambina verrà chiccata. Va bene ragazzi, allora noi intanto ci riposiamo perché è stato un lungo viaggio pieno di persone che sono state cacciate dall'auto all'improvviso. Quindi buonanotte a tutti. Sì, ti fa girare in tondo finché non la consegni. Primo pub si prende e si posa la bambina una volta e per tutte. E la questione finisce qui e non la rivedremo mai e mai più. Ragazzi, noi andiamo a dormire, quindi buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Aspetta, dobbiamo confermare il E poll. confermo il poll per... Guarda, è stata proprio tirata per i capelli perché Ma siamo potevamo vinti. perdere alla fine. Siamo Va vinti. bene. Hai vinto di nuovo. Buonanotte a Buonanotte. tutti.